Sì, è un- uno live. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qua con noi per questo convegno online organizzato dall'Associazione Veneta per la Sviluppo Sostenibile e dalla Confartigianato delle Imprese del Veneto. Oggi pomeriggio parleremo degli ITS, del futuro degli ITS nell'impresa, come dice appunto il titolo del convegno. Argomento di grande attualità perché, come probabilmente già saprete, sono in arrivo a breve con i fondi del Next Generation EU 1 miliardo, bensì 1,5 miliardi di finanziamenti per lo sviluppo di questo percorso che è parallelo ai percorsi universitari, quindi per i ragazzi che escono dalle scuole secondarie e che ha proprio è nato una decina di anni fa, per l'esattezza 11, e che ha come scopo quello di formare dei tecnici specializzati adatti all'altezza di quello che sono le necessità delle imprese. Io sono Gianna Fregonara e ho l'onere e l'onore di fare il vigile urbano tra tutti questi ospiti che abbiamo oggi e che vi presento e che ci spiegheranno perché servono per le imprese e come ci può avere un approccio costruttivo a questa che veramente sarà l'opportunità dei prossimi anni, forse dei prossimi decenni, anche per lo sviluppo delle imprese grandi, imprese anche medie e piccole. Ne parliamo naturalmente con gli organizzatori che sono Giorgio Santini, che è presidente dell'Associazione Veneto dello Sviluppo Sostenibile, e Roberto Boschetto, che è presidente della Confartigianato Imprese Veneto. Per sapere esattamente di che cosa stiamo parlando e di quali possono essere gli sviluppi e quali le opportunità per le imprese che vorranno inserirsi in questo progetto, Giulia Rosolén, che è responsabile formazione e mercato del lavoro della Confartigianato delle Imprese del Veneto, ci spiegherà che cosa potrà succedere nei prossimi mesi se si lavorerà un percorso virtuoso. Avremo poi una parte in cui andiamo nelle imprese a sentire dagli imprenditori che già hanno sperimentato questo percorso di ITS con alcuni dei loro prima studenti e poi dipendenti. Ce ne parleranno Nerio Della Vecchia della Tecno Elettra di Schio, che si collegherà dal Digital Innovation Hub di Vicenza, e Katia Pizzocaro della POL di Padova. Faremo poi una breve discussione che speriamo sia molto pratica e puntuale con 5 ospiti che sono Gianluca Vigne della Confindustria Veneto, Fabrizio Rughiero dell'Università di Padova, Gianfranco Refosco, che è segretario generale della CISL Veneto, Cristian Ferrari, segretario generale della CGL Veneto, Renzo Kervatin di Unicredit Nord-Est. Infine ci ha mandato un prezioso contributo il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e l'assessore alla formazione, istruzione e lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, ci racconterà
quello che insomma dal punto di vista istituzionale si potrà fare. Chiuderà poi Francesca Puglisi della capo segreteria del Ministero dell'Istruzione, sempre per cercare di essere diciamo puntuali e pratici con le indicazioni che vogliamo dare oggi pomeriggio. Quindi per non perdere tempo iniziamo subito, do la parola a Giorgio Santini, Presidente dell'Associazione Veneta dello Sviluppo Sostenibile. Sì, grazie Gianna. L'Associazione Veneta Sviluppo Sostenibile, che organizza insieme alla Confartigianato questo incontro, è impegnata nella sua attività per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per raggiungere i 17 obiettivi di sostenibilità in campo ambientale, economico e sociale. Uno di questi obiettivi è il lavoro dignitoso. Per questo siamo impegnati, vogliamo fare il possibile perché nel Veneto vengano superate situazioni paradossali che vedono tante occasioni di lavoro di buon livello non trovare candidati, mentre nel contempo, tra poco tocca a me, che non arriva a quest'altra che mi c'hanno. Mentre nel contempo crescono tra poco tocca a me. Lavori poveri che e non precari. arriva che mi chiama. Come testimonia il dato di qualche anno fa di oltre 100.000 giovani NEET, cioè giovani che non studiano, non lavorano, non si formano nel Veneto, una percentuale di circa il 15%, certo inferiore al 23% dell'Italia, ma che purtroppo rappresenta il doppio di Francia e Germania. Questa situazione è ancora più grave perché sono passati ormai 10 anni da quando sono stati introdotti in Italia gli ITS, anche sulla scorta del successo che riscontravano in altri paesi europei, con l'obiettivo di migliorare la preparazione tecnica e l'occupabilità proprio dei giovani. I risultati purtroppo sono ancora molto al di sotto delle possibilità e delle necessità. Riportiamo quindi l'ITS al centro dell'attenzione, come ha testimoniato nel suo intervento anche Draghi nel discorso programmatico, anche perché solo i buoni lavori potranno produrre crescita, sviluppo e aiutare questo Paese ad uscire non solo dalla pandemia ma anche dalla malattia di questi ultimi 20 anni della crescita zero. Gli ITS sono un punto di contatto essenziale tra scuola e mercato del lavoro, perché alleanza scuola-lavoro vuol dire anche vedere e toccare in corso d'opera e quindi progettare, adattare ed unire ciò che sempre è stato diviso, perché gli ITS sono i più adatti più di altri livelli formativi al gran sistema delle piccole e medie imprese, per questo ne parliamo oggi con la Confartigianato. Eppure la domanda è scarsa. Solo 15.000 ragazze e ragazzi in Italia, 1.500 in Veneto, rispetto a dati molto, molto più alti in paesi a noi del tutto simili come Francia e Germania. Questo convegno quindi è rivolto alla domanda di famiglie e ragazzi, che devono essere consapevoli che correre al lavoro oggi senza una qualifica adeguata, appena raggiunto il diploma, può essere pagato già domani, in un mondo del lavoro che a tutti richiede alte specializzazioni in continuo aggiornamento, ancor più nei prossimi mesi che saranno contrassegnati dalla rapida transizione verso il digitale. E devono sapere anche ragazzi e famiglie che gli ITS non chiudono, semmai preparano all'università, che può essere poi continuata, diciamo, alla fine della prima esperienza. Ma è rivolto questo convegno di oggi, questo incontro, soprattutto alla domanda delle imprese. E qui va dato atto alla Confartigianato Veneto che si è assunta la responsabilità di proporre alle sue imprese di affiancare le academy, cioè quelle che attualmente stanno facendo un gran lavoro, peraltro, per far diffondere l'ITS, spiegando a famiglie di imprese, quindi capillarizzando l'informazione, dove e come, e ai ragazzi, dove e come, con quali imprese, con quali rapporti si può fare bene l'esperienza degli ITS. D'altra parte, i migliori testimonials degli ITS sono proprio le migliori imprese, che più di tutte sanno apprezzare il valore della formazione continua, dell'alternanza e dell'ITS. Questa, noi diciamo con questa iniziativa, può essere una svolta. Fino ad ora il reclutamento dei ragazzi era solo compito delle academy, che pure facevano un buon lavoro e faranno un buon lavoro,
ma con le difficoltà che i numeri raccontano. Oggi invece insieme tante imprese insieme possono fare la differenza, possono fare sistema, segnare un cambio di passo in avanti. Non vogliamo rassegnarci a vedere che la popolazione di ITS non cresce o a degli ITS, come si dice, boutique, per pochi ma buoni. Se il sistema dell'ITS sarà adottato dal Paese e quindi in primis da chi lavora e produce, avranno la possibilità di dare una mano a tutto il sistema, a partire da dare veramente grande aiuto a ragazzi e ragazze che andranno incontro a buoni lavori. Per questo è importante oggi la presenza di aziende artigiane che hanno accettato la sfida dell'ITS, di Confindustria, delle organizzazioni sindacali, del credito, di quanti sono presenti oggi ma operano con determinazione con l'ITS come le agenzie del lavoro. Ed è importante la presenza delle responsabilità politiche della regione e del governo nazionale, che sono chiamati a dare un nuovo, al nuovo ordinamento uno slancio, un rilancio dell'ITS a partire dal prossimo piano di ripresa e resilienza, sia a livello nazionale che a livello regionale. Quindi con questo spirito, buon lavoro e diamo davvero una mano a questo Paese a ripartire. Grazie a Giorgio Santini, quindi una buona formazione che è garanzia di un buon lavoro possibilmente per tutta la vita. Ecco, do adesso la parola a Roberto Boschetto, che è presidente della Confartigianato delle Imprese Veneto, che appunto è l'altra organizzatore di questo convegno di oggi pomeriggio. Prego. Grazie Gianna, buon pomeriggio a tutti. Un ringraziamento all'amico Giorgio Santini per l'introduzione e per aver immaginato e concretizzato con noi questa bellissima iniziativa. Saluto e ringrazio innanzitutto il ministro Bianchi, l'assessore Donazzan, i nostri relatori, gli amici del sindacato e delle altre associazioni datoriali per la presenza e l'attenzione che hanno da noi subito svolto per questo tema, che vorrei sintetizzare in 3 parole: giovani, imprese e lavoro, ovvero come gettare oggi le basi per una resilienza duratura. Un ringraziamento poi particolare va ai miei colleghi Nerio Dalla Vecchia e Katia Pizzoccaro per le loro testimonianze e per il loro impegno concreto nel dialogo col mondo della formazione che hanno sempre avuto. È un impegno che va nella direzione di accrescere la competitività delle imprese e non può essere che solo così. Ma nel farlo, ne sono certo, vi è anche la consapevolezza di costruire un contesto di imprese artigiane capaci di generare prospettive stimolanti e attraenti per il futuro. Il futuro dell'ITS nell'impresa, come investire le risorse europee per i giovani e la formazione. È un titolo molto suggestivo quello che è stato pensato oggi. Alla base vi sta dunque la nostra volontà di interrogarci profondamente sul nostro impegno come imprese e come associazioni di rappresentanza per il benessere delle comunità in cui siamo presenti. Vi sta la consapevolezza dell'importanza degli investimenti nel sistema scolastico, della nostra attenzione sui contenuti della riforma dell'istruzione tecnica superiore annunciata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Vi sta l'impegno perché i fondi messi in campo dal Recovery Plan rendono più robusta l'istruzione tecnica superiore, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani. Ma infine vi è anche l'affermazione dell'impresa come luogo di formazione e di apprendimento, un elemento caratterizzante proprio dell'impresa classica nostra artigiana. Un impegno, quello verso l'ITS, che per il sistema Confartigianato si concretizza nella partecipazione a 5 delle 7 fondazioni ITS venete: Meccatronico, Cosmo, Red, Turismo, Marco Polo. Non un impegno formale, ma una partecipazione piena dei nostri imprenditori nei tavoli di progettazione e anche, in alcuni casi, negli organi statutari delle fondazioni stesse. Questa è una partecipazione già iniziata ancora nel 2019 e che muove da una forte sfida, ossia fare del Veneto la prima regione per diplomati ITS, aumentando del 50% l'anno il numero dei nuovi diplomati.
Secondo gli ultimi dati che abbiamo disponibili, i diplomati ITS in Veneto all'anno sono solo 587, mentre sappiamo che il fabbisogno di quelle competenze da parte del sistema imprese sono decisamente molto più elevate e destinate anche a crescere nel momento. La ripresa post-pandemica rende infatti ancora più evidente un dato già molto chiaro: la capacità delle imprese artigiane di evolvere, reagire, adattarsi in modo competitivo al mercato che poggia sulle competenze delle persone che vi lavorano, l'imprenditore e tutti i suoi collaboratori. In questo gli ITS sono uno degli attori fondamentali per promuovere la cultura della preparazione tecnica superiore e alimentare il mercato del lavoro con le figure, con le esigenze e le competenze. La piccola impresa veneta, secondo, scende oggi in campo perché ritiene fondamentale vincere questa sfida, accompagnare nella formazione e impiegare tecnici specializzati come quelli formati appunto dall'ITS. È fondamentale per affrontare la ripresa che purtroppo stiamo vivendo in questo momento. Non solo, per noi questi profili sono profili abilitanti. Con questo intendo dire che attraverso le competenze di questi giovani che possiamo abilitare le nostre imprese all'innovazione e alla trasformazione e far diventare loro stessi fattori di trasmissione agli altri nostri collaboratori. Con oggi vogliamo offrire al dibattito sulla riforma dell'ITS una nostra proposta, una proposta di testo unico, che guardi al rilancio di questo pilastro, salvaguardandone gli elementi che ne hanno determinato il successo. Penso alla costruzione partecipata dei profili professionali, alla presenza delle associazioni di rappresentanza e delle imprese nella governance delle fondazioni, alle dimensioni esperienziali della formazione. Ma voglio anche contribuire a diffondere e a promuovere gli ITS perché a conoscerli siano soprattutto le nostre imprese. Con questa volontà oggi lanciamo anche il nostro ITS Day, che vorremmo progettare insieme alle fondazioni quale ulteriore occasione di coinvolgimento e incontro con le nostre imprese stesse. Un ringraziamento infine a tutti i partecipanti a questo nostro convegno online, che so che sono molti, e quindi ci teniamo veramente noi oggi a questo incontro. Grazie a tutti. Grazie a Roberto Boschetto. Entriamo appunto a parlare di cosa può essere il futuro, perché come ci ha detto Roberto Boschetto, l'occasione adesso va presa per prepararsi e preparare le imprese, oltre che i giovani, al possibile rilancio economico e alla possibile onda di crescita che ci sarà nei prossimi anni. Finora gli ITS sono stati pochi, come è stato ricordato, molto diversi tra di loro, però la loro, diciamo, il fatto di non essere così, di non avere una struttura così rigida è stata anche la loro fortuna. Tuttavia, se bisogna aumentare, come abbiamo detto, il 50% di diplomati in Veneto, si parla di addirittura di 10 volte in 5 anni il numero degli attuali diplomati in tutta Italia, è necessario dare una forma evidentemente un po' più rigida e istituzionale a questi percorsi. Do la parola a Giulia Rosolén, che è responsabile, come dicevo prima, della formazione e mercato del lavoro della Confartigianato Veneto, e che ci illustra la proposta e le idee appunto della Confartigianato. Prego. Non la sentiamo, un momento. Mi sentite? Sì, adesso sì. Benissimo. Buon pomeriggio a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti del Presidente Boschetto e a quelli dell'Onorevole Santini. Un saluto anche a tutte le persone che ci stanno seguendo a distanza e a quelle che hanno reso possibile l'organizzazione di questo confronto. Sono ovviamente molto felice e onorata di poter introdurre questi lavori del pomeriggio presentando la proposta del nostro sistema per la riforma dell'ITS.
una proposta che si inserisce in un rinnovato contesto politico-istituzionale in cui, come ha ricordato il presidente Boschetto, per la prima volta il Premier nel proprio discorso programmatico appunto in Parlamento ha parlato di ITS definendoli il pilastro educativo del nostro paese. Una affermazione non scontata e che anzi è dirompente rispetto alle impostazioni che hanno contraddistinto anche il recente passato. Ecco, tenendo a mente questa definizione di posizionamento del Premier, che dobbiamo andare a leggere anche le altre previsioni del Recovery Plan, non soltanto sugli ITS ma anche sulla formazione professionalizzante e, importantissimo, sul tema dell'orientamento, che prevedono un investimento non soltanto economico ma anche culturale, finalizzato a fare sì che sempre più giovani scelgano appunto di formarsi negli ambiti dai quali passa il rilancio del nostro paese, perché solo in questo modo riusciremo a garantire fattivamente una crescita sostenibile, partecipazione e mobilità sociale. Come potete vedere nella tabella, come hanno ricordato Giorgio Santini, ma anche il nostro presidente Boschetto, sugli ITS il Recovery Plan prevede uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro, una cifra che è pari a 20 volte quello che è lo stanziamento ordinario riservato a questo canale, quindi un investimento deciso verso un rilancio. Gli ITS nel nostro paese, come è stato ricordato, sono stati introdotti nel 2008, quale ultimo atto del governo Prodi, con un DPCM. Ebbene sì, un DPCM ha fatto anche una cosa positiva e ha puntato appunto a porre le basi per la costruzione del sistema dell'istruzione tecnica superiore nel nostro paese. Da allora ad oggi il numero degli iscritti e dei diplomati ai percorsi ITS è sempre cresciuto, come è cresciuto il tasso di placement degli studenti. Nel grafico che vedete nella slide potete osservare come in Veneto si riscontra una crescita decisamente maggiore del numero degli iscritti rispetto alla media nazionale. Un elemento importante da rilevare riguarda anche il fatto che il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di iscritti e questo lo osserviamo appunto guardando ai numeri assoluti. La tendenza quindi è decisamente positiva, la nostra regione ha un posizionamento eccezionalmente positivo, ma se guardiamo ai numeri assoluti non possiamo dirci assolutamente soddisfatti. Infatti in Italia soltanto l'1% dei diplomati alle scuole secondarie e superiori si iscrive agli ITS, una percentuale che è doppia in Veneto ma che comunque non ci soddisfa e che ci dimostra che i potenziali di crescita sono decisamente ampi. Se guardiamo soltanto al numero dei diplomati tecnici e professionali nella nostra regione, osserviamo che il numero di iscritti poi agli ITS passa al 4%, ma è chiaro che non ci basta, abbiamo una margine di crescita pari al 96%, per cui è chiaro che ci poniamo obiettivi molto ambiziosi. La stessa tendenza di crescita che abbiamo visto guardando al numero degli iscritti la si rivede e la si ritrova anche guardando al numero dei diplomati e degli occupati nei percorsi ITS. Mi vorrei soffermare un attimo però sul tasso di placement dei diplomati ITS. A livello nazionale il tasso di placement e quindi di occupazione dei diplomati ITS ad un anno dal conseguimento del titolo è pari all'82,6%, un numero elevatissimo che in Veneto raggiunge vette ancora più elevate, arrivando quasi all'89%. E un altro dato da considerare riguarda il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un'occupazione coerente alle competenze che sono state maturate da questi ragazzi al conseguimento del titolo. Se guardiamo anche alla tipologia contrattuale con la quale avviene l'inserimento di questi giovani nelle imprese, possiamo notare che nel 50% dei casi questo avviene con un contratto di apprendistato o con un contratto a tempo indeterminato. Questo significa
che gli ITS assicurano anche ai giovani un ingresso qualificato e qualificante nel mercato del lavoro. La chiave del successo di questi percorsi in termini di placement, e come ha ricordato anche il Presidente, sta nello stretto legame tra imprese e territori. Un legame, o per meglio dire un'integrazione, quella tra ITS, impresa e territorio, che non è frutto di un'episodica richiesta fatta da una o più aziende al termine del percorso formativo, ma che avviene ex ante, cioè nella fase progettuale si sostanzia in un metodo didattico e pedagogico davvero distintivo. Tra i numerosi benefici che gli ITS apportano alle imprese e ai territori vi è quello della costruzione partecipata dei profili professionali, profili che assicurano la capacità di governare i processi di ripresa e di crescita. Numerosi studi, anche recenti e internazionali, penso in particolare a quello del MIT, pubblicato qualche mese fa, evidenziano come istituzioni come gli ITS favoriscono l'innesco di processi di innovazione incrementale, spesso basata su piccoli ma determinanti miglioramenti, appunto i progetti e i processi aziendali strategici per la diffusione e l'assorbimento dell'innovazione soprattutto nelle piccole e nelle micro imprese. A spiegare gli elevati tassi di placement di questi ragazzi, quindi la loro elevatissima occupabilità, gioca anche un altro elemento, che è quello delle metodologie didattiche che sono fortemente orientate all'esperienzialità. Basti pensare che il 70% dei formatori degli ITS proviene dal mondo del lavoro, il 43% del monte ore complessivo di questi percorsi è costituito da un'esperienza concreta in impresa, che viene attraverso il tirocinio, attraverso l'alternanza o ancor meglio attraverso l'apprendistato, e laddove questi ragazzi sono in ITS, sono in aula, la loro formazione avviene anche qui evidenziando la componente esperienziale e quindi utilizzando i laboratori. Senza in questa occasione voler approfondire eccessivamente le caratteristiche organizzative delle fondazioni, quello che è importante evidenziare è proprio questa composizione plurale, localmente partecipata delle fondazioni, che va a nostro avviso preservata e anzi ulteriormente valorizzata e rafforzata nell'annunciato percorso di riforma degli ITS, perché è proprio questo modello di governance partecipativa che spiega il successo del modello. Se osserviamo nel dettaglio, e questo nel grafico si riesce a vedere, la composizione dei partenariati che collaborano con le fondazioni, notiamo come in Veneto vi sia un assoluto protagonismo della componente imprenditoriale e associativa. Queste due realtà, infatti, considerate insieme, costituiscono il 50% dei soggetti che compongono il partenariato, contro una media nazionale del 43%. In particolare un'evidenziazione va fatta sul mondo della rappresentanza, che in Veneto costituisce il 14% del totale dei soggetti che compongono i partenariati, un valore doppio rispetto a quello medio nazionale che è del 7%. Questi dati vanno letti in sinergia con quelli relativi alla dimensione di impresa dei partner e dei soggetti che ospitano gli studenti degli ITS per un periodo di tirocinio o di apprendistato. In Veneto, a fronte di un dato che ci dice che 1/3 delle imprese partner delle fondazioni ITS ha meno di 50 dipendenti, ve n'è un altro ancora più significativo. Oltre il 70% delle imprese che ospitano i ragazzi provenienti dagli ITS in stage e in apprendistato ha meno di 50 dipendenti ed il 40%, quasi il 40%, ne ha meno di 9. Come dobbiamo leggere questi dati in un territorio come il nostro, dove, ricordiamolo, il 99,2% delle imprese ha meno di 50 dipendenti? Come una conferma del ruolo strategico di sintesi della rappresentanza nei confronti degli ITS, che componendo interessi diversi può riportarli ad unità senza omologarli, e quindi dialogando con gli ITS può farsi portatrice non di uno specifico fabbisogno, ma di un insieme di fabbisogni formativi e professionali, moltiplicando così anche le opportunità di placement degli studenti.
ma anche sul piano delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, che la rappresentanza può svolgere un ruolo strategico, orientando le transizioni occupazionali nella cornice della nuova geografia del lavoro, in cui i territori possono svolgere un ruolo di rinnovato protagonismo. Già in questi anni abbiamo assistito ad un nuovo modo di fare relazioni sindacali nel comparto artigiano regionale, che ha portato al centro del dialogo sociale il tema delle competenze, che sono state declinate contrattualmente come driver delle politiche di innovazione territoriale. Penso soprattutto agli accordi che sono stati siglati in tema di alternanza scuola-lavoro e anche di apprendistato di primo e terzo livello, che hanno messo al centro anche il valore della nostra bilateralità artigiana e veneta. Passo ora, perché questo doveva costituire l'oggetto del mio intervento, ma io mi appassiono e poi mi faccio prendere la mano, passo a raccontarvi quelli che sono i punti fondamentali della nostra proposta di testo unico, che voi dovreste in questo momento vedere apparire davanti appunto al vostro schermo. Allora, nella nostra proposta di testo unico che offriamo, appunto, che vogliamo offrire al dibattito, che cosa chiediamo? Chiediamo la previsione di meccanismi di incentivazione economica e fiscale per le imprese che collaborano e partecipano alle fondazioni in qualità di soci. Chiediamo di mettere a punto delle misure di detassazione e defiscalizzazione per le imprese che stipulano con gli ITS per la convenzioni appunto per l'affidamento di progetti di ricerca o per specifiche consulenze per l'innovazione di prodotto, processo, organizzazione aziendale. Chiediamo poi l'introduzione di un incentivo stabile e forme di sostegno economico all'impresa per l'inserimento dei giovani diplomandi e diplomati nell'ambito dei percorsi percorsi ITS nelle piccole e medie imprese, semplificandone i meccanismi per l'ottenimento da parte delle imprese. Qui per esempio pensiamo a una ripresa di quello che è stato il vecchio bando fisso ANPAL, che prevedeva specifiche misure economiche a fronte delle spese di tutoraggio sostenute dalle imprese, ma pensiamo anche alla messa a punto di borse di studio per i ragazzi appunto che frequentano gli ITS e che sono coinvolti in un'esperienza all'interno delle nostre imprese. Chiediamo poi di estendere le agevolazioni contributive previste dal decreto legislativo 150 per l'apprendistato di primo livello anche alle imprese che occupano studenti ITS con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, che si sostanziano nella non applicazione del ticket di licenziamento, nello sgravio totale della contribuzione NASPI e nell'applicazione di un'aliquota contributiva ridotta al 5%. Chiediamo poi di ripensare ai singoli percorsi frammentati degli ITS e alla costituzione di campus tecnologici riconoscibili. Oggi sappiamo anche nella nostra regione che, fatta salva qualche felice eccezione, gli ITS non hanno una propria sede, ma innestano i propri percorsi all'interno delle sedi di istituti tecnici e di altri enti formativi. Per farli crescere, a nostro avviso, è necessario un investimento anche infrastrutturale che preveda una loro integrazione anche con i competence center e i digital innovation hub già presenti nei territori. Puntiamo a rafforzare l'internazionalità, dando maggiori occasioni agli ragazzi degli ITS di poter fare delle esperienze all'estero, ma anche attrarre studenti che vengono dall'estero nei nostri ITS, e ci proponiamo anche di favorire l'inclusione di partner internazionali all'interno delle compagini delle fondazioni. Chiediamo poi il superamento dei finanziamenti a bando e la disposizione di una stabilizzazione dei finanziamenti. Ultimo ma non ultimo, un punto che abbiamo visto essere assolutamente fondamentale riguarda la progettazione di iniziative di orientamento degli studenti delle scuole superiori, ma anche di riorientamento dei dropout universitari. Questo punto è uno dei più importanti, perché è quello che ci consente appunto di allargare il bacino degli iscritti agli ITS e quindi di poter dare alle imprese la possibilità di contare su tecnici specializzati fondamentali per la ripresa. Mi stop, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola di nuovo a Gianna Fregonara.
Grazie Giulia Rosolena. Ricordo che tutti i preziosi dati che sono contenuti nella sua esposizione, così come tutto questo il convegno di oggi pomeriggio, lo si può ritrovare sia sul sito della Confartigianato del Veneto e sia il video su YouTube e Facebook. Ecco, adesso che insomma, abbiamo un po' capito di cosa stiamo parlando, andiamo la parola a quegli imprenditori che già hanno sperimentato gli ITS e dei ragazzi che sono stati formati o sono al momento in formazione negli ITS del Veneto. Quindi do la parola a Nerio Dalla Vecchia, che si collega dalla Digital Innovation Hub di Vicenza. Prego. Sì, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Mi collego qui dal Digital Innovation Hub di Vicenza, un polo altamente tecnologico, perché parlando di alta formazione mi pareva il luogo più adatto. La mia esperienza con l'IETS non nasce qui, ma nasce nella mia impresa nel 2017 col meccatronico di Schio, ed ha rappresentato per me imprenditore un punto di svolta nella gestione interna del personale. Da quel momento ho capito che nel mondo scolastico e formativo era successo qualcosa di nuovo e che noi imprenditori dovevamo assolutamente tenere il passo. Perché gli ITS sono così strategici per le politiche attive del lavoro? I motivi sono molteplici, ma in base alla mia esperienza provo a spiegarne alcuni. A causa del calo demografico e delle scelte prevalentemente liceali degli studenti, il capitale umano a disposizione del mondo imprenditoriale è sempre più esiguo. Questo rovescia il rapporto domanda-offerta lavoro. Oggi sono i giovani che scelgono le aziende. Motivo per cui lancio ai miei colleghi imprenditori un messaggio forte e chiaro. Dobbiamo diventare più attrattivi. E la mia esperienza l'ho raccolta molto bene, perché per poter ospitare uno studente dell'ITS è stato necessario costruire un progetto formativo biennale ed entrare in competizione con altre aziende. Nonostante una parte di queste avesse dimensioni occupazionali maggiori, i ragazzi hanno preferito criteri di scelta legati al clima aziendale, alla possibilità di imparare e di crescere, alla spinta all'innovazione. Ci ha premiati la nostra voglia di fare bene, che da sempre contraddistingue il nostro Made in Italy, valore espresso anche da piccole imprese come la mia, che ha conquistato l'interesse di ben 3 ragazzi, tra cui una ragazza, i quali hanno chiesto di poter entrare nel nostro organico. Bene, oggi uno di loro ha un contratto a tempo indeterminato ed è un valore aggiunto per la nostra impresa. Altro punto. Cos'è successo quando questo studente ha iniziato il suo periodo di alternanza a scuola e lavoro? Si è verificato un vero e proprio effetto contaminazione. La maggioranza dei miei collaboratori, improvvisamente, ha manifestato la voglia di imparare con cose nuove, di approfondire e allargare le proprie conoscenze, di cimentarsi in attività diverse. Insomma, un ingresso dirompente che ha rotto gli schemi preesistenti e che ha reso necessario un cambiamento nel modello organizzativo aziendale, con un aumento della formazione interna estesa a tutti i collaboratori a tutti i livelli. Il sistema duale, che prevede per l'ITS l'apprendimento di terzo livello, consente alle aziende di inserire uno studente a costo zero, mentre ancora sta studiando. Per l'azienda significa un investimento a basso costo e a basso rischio, che permette l'inserimento di un profilo di alta specializzazione, su misura, cucito sui bisogni dell'impresa stessa. Questo è un grande valore per l'azienda, che ha la possibilità di fare una preselezione del candidato, riducendo al minimo le ore di affiancamento che sono normalmente messe a budget per la preparazione e l'inserimento in organico di una nuova figura professionale. In sintesi, costa meno. L'ultimo punto riguarda la DAD, didattica a distanza, che è diventata, a causa dell'emergenza sanitaria,
parte integrante della quotidianità di molte famiglie italiane e che purtroppo porta con sé luci ed ombre. Ha sicuramente salvato la scuola, ma nel contempo ha creato un gap negli apprendimenti pari al 30-50%, in particolare per la matematica e le lingue. Ecco allora che il modello dell'ITS pragmatico, operativo e efficace può restituire a questi ragazzi la voglia di imparare attraverso l'esperienza, l'entusiasmo del saper fare e la motivazione dell'apprendimento continuo. Mi dispiace molto quando sento dire che gli ITS non sono ancora conosciuti e che non rappresentano una valida alternativa all'università e che non hanno la stessa visibilità di cui godono negli altri paesi europei. Questo è il motivo per cui Confartigianato oggi ha pensato di investire nel progetto ITS Day, che ha l'obiettivo di reclutare almeno 100 aziende nel Veneto, io spero qualcuna in più, interessate a questo nuovo modello formativo. Consegneremo all'ITS e alle Academy che tanto si stanno prodigando la nostra voglia di ricominciare, di guardare al futuro con uno sguardo nuovo, di affrontare le sfide internazionali della transizione digitale ed ecologica. Noi ci siamo. Grazie a Nerio della Vecchia, quindi insomma alta formazione, alta specializzazione a basso costo con il progetto degli ITS e anche questo effetto a catena sul resto dell'azienda, quindi che trascina in avanti insomma un po' tutti i collaboratori anche di un'azienda non grande. Sentiamo adesso l'esperienza di un'altra imprenditrice, Katia Pizzocaro di Padova. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Bene, allora ringrazio e mi unisco ai ringraziamenti appunto dei relatori precedenti per essere presente come relatrice a questo convegno online. Io prima di parlare della mia esperienza volevo introdurre un tema a me molto caro, che è quello dell'impresa persona centrica, quindi un'impresa dove la persona interpreta un ruolo da protagonista, esprime liberamente il suo pensiero, anche quello più azzardato, per offrire stimoli e punti di vista anche contrastanti rispetto all'andamento tracciato. Dico questo perché credo che ogni persona possa appunto presentare con la sua originalità dei tratti particolari che portino quindi a far emergere il tema della diversità e provocare quindi la rottura di credenze ingessate o testare la robustezza di procedure acquisite e standardizzate. Per questa ragione ho sempre creduto e incentivato l'inserimento di giovani stagisti, tirocinanti, apprendisti, con l'intento proprio di favorire l'interscambio di informazione e una crescita condivisa tra impresa e giovani studenti. La collaborazione costante con l'università e i vari istituti formativi mi ha permesso di approfondire la distanza tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale. Una distanza che possiamo osservare in termini di visione e di comunicazione tra questi due mondi. Da un lato abbiamo un'impresa che molto spesso è molto concreta, ma talvolta poco lungimirante. Dall'altro lato abbiamo un mondo accademico che è normalmente molto analitico e profondo, ma spesso carente di soft skill. E per questa ragione, osservando queste caratteristiche, queste differenze, sono rimasta assai sorpresa sperimentando un percorso di accelerazione di impresa che sto vivendo con una delle università venete. In buona sostanza, dentro a questo percorso che ormai quasi non è più sperimentale, che appunto vede coinvolti queste due tipologie di attori, ITS e PMI, diciamo che abbiamo cominciato questo percorso insieme partendo da una fase centrale che è la fase dell'empatia. È stato chiesto ad imprenditori, studenti e docenti di abbandonare le vesti proprie per iniziare a mettersi su un terreno neutro di ascolto dei bisogni dell'altro, dei bisogni del mercato in quel caso, ma anche ascoltare quindi e vivere la decisione, la scelta con occhi diversi.
Questo atteggiamento è stato un atteggiamento assolutamente dirompente, perché ha permesso a ciascuno di noi di osservare appunto il problema e l'elemento di analisi con occhi assolutamente diversi. Si è creato tra imprenditori, studenti, docenti stessi un fortissimo coinvolgimento emotivo sul progetto, quindi avevo anche degli studenti che mi chiamavano dicendo che stavano su alla notte proprio per offrire il meglio della prestazione. Così anche accaduto appunto negli imprenditori stessi, e da questo grande coinvolgimento emotivo ne è uscito anche uno spirito creativo forte. Ecco, io credo che se da parte degli imprenditori diciamo, si pone lo sguardo al giovane studente come una possibile linfa importante per la propria impresa, quindi una linfa che possa rivitalizzare l'azienda, rinnovarla, così come per lo studente osservare l'impresa come un ambiente da rinnovare, da sviluppare, da fare crescere, beh, credo che tra i due mondi possa invece tornare una convergenza importante, e quindi unito poi questo atteggiamento che porterà sicuramente all'attrattività tra i due mondi, unito questo, dicevo, ad una classe imprenditoriale illuminata dove non ci saranno solo le competenze tecniche, ma anche delle competenze più ampie e quindi più manageriali, quindi una preparazione più completa, e il genio creativo italiano, così come l'innovazione che governa le nostre università e i nostri istituti di ricerca, credo che con tutti questi elementi si possa davvero scommettere insieme e uscire dalla fase pandemica e tornare a primeggiare nel mondo. Grazie. Grazie anche all'imprenditrice Katia Pizzocaro, e adesso abbiamo una tavola rotonda, si chiamerebbe, ma insomma è online, quindi no, tra gli attori del mondo del lavoro e dell'impresa. Do la parola a Gianluca Vigni di Confindustria Veneto e gli chiedo, insomma, abbiamo appena sentito dire da Nerio Della Vecchia, almeno 100 aziende nel Veneto dovrebbero essere coinvolte nel progetto degli ITS nei prossimi anni, quando insomma sarà un progetto, diciamo, riformato e più strutturato. Ecco, buongiorno a tutti e grazie per l'invito a Confindustria, a Confartigianato Veneto e all'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, e un buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno seguendo a distanza. Ha ragione, ci saranno tante imprese che aderiranno, ma la cosa bella è che in Veneto hanno cominciato a aderire fin dal 2008, come giustamente i relatori che mi hanno preceduto hanno detto. È stata una scommessa che ricordo bene, perché andammo direttamente dal Ministro, unitamente anche alla Regione Veneto e all'allora assessore Elena Donazzan, che oggi riveste ancora questo ruolo dopo tanti anni, proprio perché volevamo scommettere su qualcosa che non era assolutamente scontato. Questi ITS sembravano una cosa molto difficile, una scommessa che non avrebbe fatto breccia, era una nuova offerta formativa in un sistema che sembrava adeguatamente coperto e comunque difficile da sbloccare. In realtà le cose non sono andate così, come bene hanno detto i relatori, e noi ne possiamo testimoniare. Certo, i numeri oggi sono ancora troppo bassi. Diciamo comunque che in Italia abbiamo 108 fondazioni. Nel Veneto ne abbiamo solo 7, ma è un solo che è una grande conquista, perché l'importante è moltiplicare i corsi e non le fondazioni, e quindi aumentare la complessità del sistema. Quindi anche su questo direi il Veneto ha tracciato una linea importante. Comunque di queste 108, ben 60 sono già partecipate sia da Confindustria che dalle imprese da essa rappresentate. Quindi c'è uno stretto raccordo tra il sistema industriale, ma anche, come è stato detto, col sistema della rappresentanza. Nel Veneto il 43% dei soci degli ITS sono imprese, e quindi voglio dire è stata, come dicevo, una risposta di sistema ai bisogni delle imprese da una parte, ma anche della società intera dall'altra, perché questo ha garantito formazione più adeguata, ma soprattutto
un raccordo sui profili in uscita più aderente a quello che erano poi gli sbocchi possibili. Ci sono molte cose da migliorare. Partiamo da un bicchiere, diciamo, ampiamente pieno, non mezzo pieno, ampiamente pieno, però ci sono tante cose da migliorare. Abbiamo un alto abbandono scolastico e soprattutto quello che ci preoccupa di più, un alto drop-out del terziario accademico universitario, e penso che poi il professor Dughiero su questo potrà dire qualcosa. Parliamo di cifre veramente pesanti, parliamo di un 45% di abbandono ai primi anni, e questi ragazzi li perdiamo. E qui c'è il grande lavoro che dobbiamo fare, un lavoro che deve riprenderli, perché abbandonato poi lo stretto contatto attivato magari col periodo di alternanza scuola-lavoro del completamento della secondaria superiore, una volta che abbandonano gli studi al primo o secondo anno universitario, poi tutti questi giovani li perdiamo. Ed ecco che abbiamo l'altro dato molto penoso per l'Italia, e cioè un 30% di giovani disoccupati a fronte di un 33%, cioè un terzo, di imprese che non trovano giovani da impiegare. Cioè qui abbiamo proprio la prova, se poi ce ne fosse stato bisogno di averla, che c'è questo mismatch così forte che dobbiamo combattere insieme, assolutamente, ITS in questo caso, imprese, famiglie e giovani, perché altrimenti perdiamo una fetta importante di giovani che non riuscirà poi a ricollocarsi, perché perde anche quelle poche conoscenze che aveva acquisito negli anni precedenti. Prima vedevamo alcuni dati che riguardavano l'area veneta e comunque il nostro paese. Vorrei darvi solo due dati a livello europeo per farci capire come stiamo parlando di un qualcosa che ha delle potenzialità straordinarie. Cioè, da imprenditore, se vedessi questi dati, non avrei assolutamente bisogno di conferme a buttarmi con una nuova iniziativa su un mercato che è assolutamente in espansione. Parliamo di ITS in Italia che coprono l'1% dei ragazzi in istruzione terziaria, dove in Germania sono il 34%. Allora, quando parliamo dei 20.000 studenti in Italia in ITS e parliamo degli 800.000 nelle Fachhochschulen tedesche, parliamo del 34% dei ragazzi che stanno affrontando il ciclo terziario, dell'istruzione terziaria superiore. In Svizzera siamo al 31% con le scuole universitarie e poliprofessionali, e in Francia più bassi, ma siamo al 20% con gli istituti universitari tecnologici e superiori. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo un gap enorme, non dobbiamo avere paura, dobbiamo veramente impegnarci tantissimo, e penso che su questi dati il governo, il Premier Draghi e il Ministro Bianchi stiano proprio lavorando ad aumentare il più possibile i finanziamenti, perché è una scommessa che, se fatta bene e organizzata bene, non possiamo che vincere. Quali sono le linee d'azione però che dobbiamo attivare? Dobbiamo attivare una massiva campagna di orientamento verso gli studenti e le famiglie, come dicevo, un forte stimolo agli studenti e agli ITS soprattutto, che prepari lo studente a prendere decisioni, che stimoli la curiosità, che stimoli a completare la propria formazione tecnica con conoscenze parallele. Sempre di più noi abbiamo bisogno, nelle nostre imprese, vediamo che abbiamo bisogno di tecnici che insieme alla formazione specifica affiancano anche a conoscenze di natura economica, piuttosto che conoscenze di tecniche della comunicazione, piuttosto che conoscenze di project management. Sono conoscenze trasversali che servono e che ibridizzano, parola bruttissima ma che oggi si usa molto, insomma, la formazione dei giovani. Questo è un dato di fatto, e è un qualcosa che gli ITS, proprio perché hanno questa flessibilità nel poter modellare la propria offerta formativa, vorremmo che venisse introdotta. E allora stiamo lavorando con gli ITS anche per questo. Abbiamo costituito una consulta regionale
un tavolo che praticamente funge da tavolo di facilitazione nel confronto tra le fondazioni venete, ma anche gli interlocutori primari, come dicevo prima, la Regione Veneto, che fin dal primo giorno ci ha creduto e che oggi vede ancora l'assessore Donazzan con il ruolo che aveva allora nel 2008 e che continua a mantenere l'attenzione e il supporto soprattutto molto molto forte, stabilizzando quindi i finanziamenti che oggi, come sapete, vanno a bando e quindi ogni volta c'è una problematica nel dover anche adeguare l'offerta formativa rispetto ai bandi periodici annuali. Ecco, su questo in particolare abbiamo avviato una campagna che un sondaggio su 1200 imprese venete che unitamente a Fondazione Nord-Est come Confindustria Veneto pubblicheremo entro il mese di maggio, da cui dovremo riuscire a capire quali sono i fabbisogni professionali e formativi che le imprese richiedono oggi, non oggi, ma da oggi con una vista a 4-5 anni, in modo da aiutare il più possibile gli ITS a programmare un'offerta formativa che sia ancora più aderente, in modo che quell'88% diventi 110%. A livello nazionale, invece, Confindustria si sta muovendo in maniera molto molto incisiva. Abbiamo un convegno nazionale il 5, 6, 7 maggio, è un evento più che altro di orientamento, ma questo per dire che è un qualcosa che deve essere governato e supportato sia a livello provinciale che regionale che nazionale, perché fare una proposta locale non riesce ad arrivare a completamento, e quindi bene il testo unico che Confartigianato Veneto ha proposto, ma l'auspicio è quello che questo possa diventare una prima base da condividere a livello nazionale, perché altrimenti una proposta locale non riuscirebbe ad avere l'esito che noi auspichiamo. Bene, io ho concluso e vi ringrazio ancora per l'invito. Grazie a Gianluca Vigne. E quindi insomma il cammino da fare è lungo, bisogna mettersi tutto insieme. Mi sembra di capire dagli interventi fin qui che gli ITS hanno un forte problema direi di immagine, cioè di essere riconosciuti, conosciuti, capiti e poi possibilmente scelti dagli studenti. Ma c'è anche un altro problema che in questi anni ha impedito un migliore sviluppo anche di questo percorso, è il rapporto con l'università, perché il percorso dell'ITS e quello universitario al momento sono due percorsi separati e hanno creato anche in certi casi attriti tra gli ITS e il mondo universitario. Non così per Fabrizio Dughiero, che invece dell'Università di Padova è prorettore, che invece mi sembra di capire, lavorato per cercare di insomma, tenere insieme queste due cose, e sentiamo che proposte ha per il futuro prossimo. Grazie anche da parte mia per il gradito invito. Ma andiamo subito sul concreto. Beh, innanzitutto volevo un attimo mettere a riparo alcuni numeri. Non sono il 45% il dropout che abbiamo all'università, ma nelle facoltà più difficili arriviamo al 20-25%, questo lo volevo dire tanto per tranquillizzare un po' tutti. E comunque è un numero importante, soprattutto se si pensa che soltanto la scuola di ingegneria di Padova ha circa 4.000 matricole all'anno. Ecco, da questo punto di vista, già riprendendo un po' quello che lei diceva, dottoressa Fregonara, io penso che non sia soltanto un problema di immagine, ma anche un problema di formazione, perché dobbiamo fare attenzione. Sì, le nostre imprese sono piccole e medie imprese, però se vogliono stare sul mercato devono anche innovare. E l'innovazione si fa anche portando una certa cultura tecnica all'interno degli ambienti di lavoro. Una cultura tecnica che però deve essere di qualità. E allora
io che cosa ho pensato, che cosa abbiamo pensato all'Università di Padova? Beh, di sperimentare dei percorsi che potessero prevedere all'interno degli ITS dei percorsi, mi scusi la ripetizione, dei percorsi di eccellenza. Cioè, attraverso la possibilità di acquisire direttamente dei crediti universitari, che però non devono essere acquisiti nella frequentazione delle lezioni in aula, ma attraverso delle lezioni che vengono erogate in e-learning, in modalità didattica a distanza, verso gli studenti che ovviamente saranno già impegnati negli ITS e impegnati anche nei loro stage formativi in azienda, avrebbero poco tempo per frequentare questi corsi all'università. E quindi un percorso di e-learning per fare acquisire da loro questi crediti formativi su materie che a nostro parere sono di base quando si vuole avere a che fare con discipline tecnologiche come quelle che sono richieste sempre di più nel futuro. E poi il coinvolgimento di docenti universitari anche nella creazione dei percorsi di studio e dei contenuti. A fronte di questo, dopo 2 anni, un corso di laurea triennale può riconoscere un certo numero di crediti. E quindi gli studenti di ITS che hanno seguito questo percorso d'eccellenza possono accedere anche alla laurea triennale. Quindi dopo il biennio ITS potrebbero accedere alla laurea triennale e dopo 2 anni, quindi un percorso 2+2, ottenere anche il titolo di laurea triennale. Questo secondo noi è un incentivo che consente alle famiglie di non operare una scelta da subito, ma di operare una scelta che può essere anche legata ad un percorso di formazione superiore che poi si ferma e arriva ad una posizione lavorativa come quella che è garantita dagli ITS, oppure può essere una continuazione per chi magari non era proprio certo al 100% di ottenere un titolo di laurea. Ecco, l'importante è però che ci sia un contributo da questo punto di vista anche da parte delle fondazioni. Questo devo dire che ha funzionato benissimo con la Fondazione ITS Meccatronica, con la quale abbiamo messo in piedi un esperimento di Area 6 proprio sulla cyber security insieme al nostro corso di laurea triennale in informatica del Dipartimento di Matematica. Sta funzionando benissimo e l'idea è quella che ovviamente ci possa essere una sorta di do ut des, altrimenti le cose non funzionano, no? E questo do ut des però è in funzione del fatto che noi questi corsi che eroghiamo in e-learning verso gli studenti di ITS possono essere utilizzati anche per i nostri studenti che hanno dei debiti formativi, ma magari anche i laboratori che vengono messi a disposizione da parte delle fondazioni ITS possono essere utilizzati anche dai nostri studenti triennali e magari la possibilità di finanziare qualche posto di ricercatori, di solito chiediamo un posto per ogni corso di ITS, che possa erogare una certa didattica di qualità all'interno del corso di ITS e poi però fare anche ricerca per le aziende che magari possono finanziare quel posto di ricercatore. Ecco, questa è una modalità che io ritengo vada un po' a sanare quella dicotomia che fino a poco tempo fa esisteva tra lauree professionalizzanti e percorsi ITS. Perché secondo me è fondamentale far capire invece che ci deve essere una sinergia tra i 2 percorsi. Io ho sentito prima alternativa. No, non deve essere un'alternativa, deve essere una scelta. Deve essere una scelta ovviamente ragionata e una scelta soprattutto fatta dalle famiglie, perché lo sappiamo, spesso e volentieri il percorso dei giovani che escono da un istituto tecnico, da un liceo, eccetera, è una scelta che viene, come dire, discussa, ragionata insieme alla famiglia e sapete che la famiglia spesso e volentieri propende per un corso di laurea. È vero che però nel nostro paese dobbiamo pensare l'uno all'altro. Vi ricordo soltanto un numero. L'Italia ha il 19,6% dei laureati nella popolazione tra i 25 e i 64 anni. La media europea è almeno un terzo in più. Ecco, da questo punto di vista il percorso ITS su lauree triennali va incrementato, ma va incrementato anche il percorso di laurea perché le nostre aziende dovranno ovviamente, per fare innovazione, hanno bisogno anche di ingegneri, di informatici, di chimici e di fisici, perché questa è la direzione. L'ITS serve ovviamente anche a colmare, soprattutto in modo contingente, quelle posizioni di super tecnico che sono ovviamente ambite e anche ricercate tantissimo, soprattutto in ambiti come Industria 4.0 e informatica, che sono fondamentali per la crescita del territorio. Io ho due domande per questo, per il professore, ma
uno studente che ha fatto il percorso di ITS e poi passa all'università, quindi lascia il percorso, lascia eventualmente l'azienda in cui ha fatto il suo stage o la sua parte di ITS, e quindi diciamo l'azienda perde lì per lì uno specializzato che aveva aiutato a formare, o cosa succede? E al contrario, abbiamo parlato prima dei dropout dell'università, quindi lascio l'università e comincio un percorso ITS da zero, o che cosa pensate che possa succedere? No, sulla prima appositamente si pensa un 2+2 perché si può benissimo anche continuare a lavorare in azienda e seguire un percorso di studi. Un po' più... Esatto, per un periodo un po' più lungo, questo è pacifico. Poi oltretutto diciamo che ormai si sta andando verso una direzione in cui alcuni corsi sono impartiti a distanza, e quindi soprattutto per la categoria degli studenti, tra virgolette, lavoratori, questo potrebbe essere un grosso vantaggio. Dall'altra parte invece il dropout può essere benissimo riconosciuto un percorso che è stato fatto all'università con un'acquisizione di crediti, magari quei crediti formativi che invece richiediamo a chi si iscrive per la prima volta agli ITS e che deve portare comunque almeno 30 CFU come bagaglio di esami, diciamo, di corsi con esami sostenuti all'università. E quindi direi che le due cose funzionano, a mio parere, sia da una parte che dall'altra. Perfetto, va bene, grazie. Ecco, questi tecnici super specializzati li abbiamo definiti più volte in negli interventi. Chi sono e che cosa possono portare nelle aziende? Giro questa domanda a Gianfranco Refosco, segretario generale della CISL del Veneto. Sì, buongiorno. Lasciatemi prima di tutto ringraziare l'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile e Confartigianato per aver creato questa importante occasione di confronto su un tema, a mio modo di vedere, cruciale per quello che sarà il futuro di un pezzo importante dell'occupazione, ma anche dei percorsi che faranno le imprese nel nostro territorio. Rispetto alle figure professionali, il Veneto ha una rete di infrastrutture formative professionali consolidata, diciamo, molto importante. Abbiamo un sistema fatto di una rete molto diffusa e capillare di scuole di formazione professionale. Abbiamo un ruolo importante degli enti formativi, pubblici e privati, in un partenariato importante che si occupa anche della formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici, ed è una rete che si sta arricchendo proprio con questa crescita fondamentale degli ITS, perché noi vediamo molto molto favorevolmente le iniziative che vogliono far crescere qualitativamente e quantitativamente la rete degli ITS anche nel nostro territorio. Sottolineo, abbiamo giudicato molto positivo, per esempio, nelle scorse settimane, l'avvio di un nuovo ITS legato alla moda e alla sostenibilità a Valdagno. Questa è la strada da seguire. Già ora gli ITS in Veneto sono centri di eccellenza nella creazione delle competenze e sono una buona pratica di collegamento fra imprese e formazione, e io ritengo che saranno importanti gli ITS anche in un'ottica di programmazione futura per un tema che era già stato sollevato da qualche relatore precedentemente, che è il mismatch di competenze professionali che le imprese oggi trovano e che, per come sta evolvendo il mercato del lavoro e in collegamento anche con la dinamica demografica, è destinato a crescere in futuro questo scollegamento fra la domanda e l'offerta di lavoro, sia in termini qualitativi che quantitativi. Qui è esemplare lo studio che è stato pubblicato da poco da Excelsior e Ampal sui fabbisogni professionali nei prossimi 5 anni nel nostro paese, che dimostra che avremo un problema sia di qualità dell'occupazione per rispondere alla domanda nuova di occupazione, sia di quantità, perché le generazioni future quantitativamente non saranno neanche sufficienti per rimpiazzare le uscite. Quindi abbiamo un tema grandissimo davanti, e gli ITS possono essere un ruolo in cui si fa programmazione e si creano le competenze che servono. Io vorrei anche sottolineare un aspetto chiave. Se vogliamo far crescere l'ITS, in questo momento ci sono le risorse, come veniva spiegato prima dalla dottoressa Rosolin,
L'elemento sui quali vorrei lanciare anche un qualche stimolo, qualche provocazione è proprio come rendere attrattivi gli ITS e far crescere la domanda di formazione nell'ITS per le famiglie e per i ragazzi. Certamente è importante l'informazione, l'orientamento che vanno arricchiti, ma il vero punto di attrattività degli ITS sarà veramente trasformarli strutturalmente in un'esperienza di formazione duale, rendendo proprio sistematica l'incrocio fra formazione e lavoro. E da questo punto di vista anche la contrattazione aziendale e territoriale può essere importante. Qui il sindacato io penso che possa giocare un ruolo importante. D'altra parte, per quello che riguarda l'inserimento con l'apprendistato di alta formazione e ricerca, abbiamo già tutti gli strumenti, veniva citato anche prima, per creare una vera e propria mobilitazione delle imprese, per individuare le competenze che gli servono, attrarre i ragazzi, offrirgli un posto di lavoro sotto forma di apprendistato e da questo punto di vista rispondere ai fabbisogni di competenze tecniche delle imprese. In Veneto abbiamo il protocollo firmato e fortemente voluto dalla Regione Veneto con le parti datoriali e sindacali e le università, firmato ancora nel 2016. E ancora nel 2016 c'è stato proprio nel comparto artigiano la firma di un accordo importante che secondo me a partire da questo incontro può anche essere rilanciato, firmato proprio fra le associazioni datoriali dell'artigianato e CGIL CISL UIL in Veneto, primo e forse unico accordo in Italia proprio che spinge l'apprendistato di alta formazione e di ricerca nelle imprese artigiane. Questo accordo era molto importante, prevede non solo la disciplina della formazione, della sicurezza sul lavoro, della retribuzione, ma prevede anche un intervento premiale per i ragazzi al superamento del primo, del secondo e del terzo anno di formazione che viene erogato dall'ente bilaterale dell'artigianato, quindi il sistema bilaterale sostiene anche, incentiva i ragazzi da questo punto di vista, sostiene una parte dei costi delle imprese ed è previsto anche una forma di welfare aziendale per cui le imprese che assumono questi ragazzi versano 250 euro all'anno nella previdenza integrativa, proprio per stimolare i giovani a costruirsi anche uno schema previdenziale integrativo fin dall'inizio. Quindi abbiamo uno strumento che io qui la proposta anche al Presidente Boschetto va rilanciato. C'è un punto debole in quell'accordo che anche secondo me con l'aiuto della Regione possiamo rilanciare, che è quello dei tutor aziendali, perché le aziende piccole o piccolissime fanno fatica ad avere dei tutor con le giuste competenze per accompagnare i ragazzi, però su questo anche qui la bilateralità insieme con la Regione possono migliorare questi tipi di aspetti e rendere veramente gli ITS una forma di formazione e di inserimento al lavoro che sia veramente attrattiva per i ragazzi e per le loro famiglie. Quindi l'esperienza di Confartigianato, oltre alla proposta di questo testo unico che ritengo molto utile ed opportuno, va anche rilanciato il ruolo della contrattazione proprio per mobilitare le imprese nel reclutamento di giovani ragazze e ragazzi anche in percorsi di formazione tecnica con lo strumento dell'apprendistato duale, e questo potrebbe essere anche un bel esempio da seguire per le altre associazioni come Confindustria che è presente, ma anche le altre associazioni nel territorio. Questo è uno snodo che può veramente permettere di far crescere la domanda di ITS e quindi di giocare in maniera virtuosa sulla crescita dell'importanza di questo strumento di costruzione di competenze. Grazie a Gianfranco Refosco e adesso passiamo a Cristian Ferrari, segretario generale CGIL Veneto, per sentire anche lui cosa ne pensa sia della proposta della Confartigianato per appunto la riforma degli ITS e più in generale per il loro apporto sul sistema insomma, del lavoro nella regione. Sì, intanto grazie anche da parte mia dell'invito ad ASVES e Confartigianato Veneto e un saluto a tutte e a tutti.
Poche riflessioni sintetiche perché il tempo è poco ed è già stato detto tutto, tanto sull'importanza, le potenzialità e il valore strategico degli ITS quanto sull'esperienza positiva che in Veneto è stato fatto su questo fronte. Premessa. Allora, non c'è alcun dubbio che l'istruzione, la formazione, il loro collegamento con il lavoro saranno decisivi per ricostruire il paese e per affrontare da protagonisti le sfide della trasformazione digitale, della conversione ecologica, che sono processi indispensabili, ma che non saranno un pranzo di gala, per così dire. Sarà una lunga, complessa, difficile transizione che sempre più attraverserà trasversalmente la nostra società, il nostro sistema produttivo, il mondo del lavoro e che riguarderà centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che devono essere sostenuti, tutelati, accompagnati in questo processo di riconversione del nostro modello di sviluppo. La formazione quindi è centrale in tutti gli ambiti e in tutte le sue declinazioni, a tal punto che per noi deve diventare un vero e proprio diritto soggettivo della persona da assicurare ad ogni età affinché tutte e tutti abbiano la possibilità di accedere e di possedere competenze chiave. Anche perché io penso che sia finita da un pezzo l'epoca in cui si passava la prima parte dell'esistenza a studiare per poi chiudere definitivamente i libri e le esperienze formative ed entrare nel mondo del lavoro e infine accedere alla pensione con una sequenza rigidamente cadenzata e separata dalle diverse fasi di un progetto di vita e professionale delle persone. E noi oggi abbiamo la necessità di un vero e proprio cambio di paradigma, a partire dal costruire un sistema di apprendimento che deve essere permanente e che metta alle cittadine e ai cittadini nelle condizioni non solo di trovare e svolgere un'occupazione dignitosa, ma di vivere con pienezza e non da spettatori un tempo che è caratterizzato da rapidi e continui cambiamenti. La formazione professionale deve quindi diventare parte integrante di una strategia organica e complessiva dell'apprendimento permanente, perché anche attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite e la loro spendibilità che si rafforza, dal mio punto di vista, anche il ruolo dei lavoratori dentro e fuori l'impresa. Ed è chiaro che in tutto ciò gli ITS rappresentano un tassello importante di questo ridisegno e di questa evoluzione più ampia. Solo 3 considerazioni veloci. Primo, questo cambio di paradigma richiede un salto culturale da parte di tutti. Certo delle famiglie, certo dei lavoratori, ma anche e soprattutto del sistema delle imprese. Direi del modello e della cultura di impresa, a cominciare dal riconoscere concretamente queste competenze e queste conoscenze. Faccio un esempio. Secondo l'ultimo monitoraggio 2020 di Indire, del Ministero dell'Istruzione, la tipologia contrattuale più utilizzata a livello nazionale per le assunzioni dei diplomati ITS è il contratto a termine o il lavoro autonomo. Non va bene. E anche il 50% del Veneto, a mio giudizio, è ancora poco. Se si vuole davvero investire sull'istruzione terziaria professionalizzante, allora bisogna essere conseguenti. Serve assicurare non un'assunzione purché sia, ma un lavoro stabile, di qualità e di prospettiva, un lavoro a tempo indeterminato, magari attraverso anche percorsi di apprendistato, come diceva poco fa il collega Refosco. E penso che questo obiettivo dovrebbe essere preso in qualche modo in considerazione anche in vista di una riforma e di un potenziamento del sistema degli ITS in una logica di premialità non solo dell'offerta formativa in sé, ma anche della stabilità e della qualità dell'occupazione successivamente conseguita. A maggior ragione nella prospettiva di un ancor più consistente finanziamento come quello che dovrebbe essere previsto dal PNRR. Altro punto. Penso anch'io si debba lavorare nella direzione di una sempre maggiore collaborazione e coinvolgimento delle università, dei centri di ricerca, del sistema scolastico, anche per evitare qualsiasi rischio, per così dire, di autoreferenzialità o di un fai da te del solo sistema produttivo e quindi per qualificare e consolidare ulteriormente un vero e proprio sistema di istruzione terziaria professionalizzante di qualità. Infine, terza e ultima considerazione, noi abbiamo un rilevante problema di esodo, la dico così, sia verso le altre regioni, sia verso gli altri paesi, di migliaia e migliaia di giovani veneti, che non trovano sul nostro territorio prospettive all'altezza dei loro studi e della loro preparazione. E questo accade perché, oltre a quello di cui si parla sempre e che giustamente abbiamo affrontato anche oggi, e che esiste assolutamente, ma esiste anche un altro mismatch, che quantitativamente e qualitativamente non è meno rilevante, e parlo del disallineamento tra
l'offerta di un lavoro giovane e altamente formato da una parte e dall'altra l'inadeguatezza della domanda da parte del tessuto produttivo di lavoro appunto qualificato e soprattutto riconosciuto sul piano salariale, della stabilità e delle prospettive professionali. E noi sappiamo tutti che l'attrattività di un territorio e di un sistema produttivo è direttamente proporzionale al grado di innovazione, al grado di investimenti, al grado di qualità del lavoro che quel territorio e quel sistema produttivo riesce ad esprimere strutturalmente. E noi, qui in Veneto, da questo punto di vista, abbiamo ancora della strada da fare e penso che la dobbiamo fare insieme. Grazie davvero dell'invito e del coinvolgimento in questa iniziativa che considero veramente importante e che deve avere poi un seguito concreto. Grazie anche a Cristian Ferrari che ci ha spiegato insomma, anche questo aspetto del lavoro insomma, specializzato, di questo insomma, salto, come detto, culturale per avere insomma, imprese più forse anche adatti ai tempi e comunque che possono accettare la sfida di questi anni. E in questo sistema di ETS infatti ci sta non soltanto le imprese, le associazioni di categoria, ma ci sta anche il mondo del credito. E quindi do adesso la parola a Renzo Kerbatin di Unicredit Nord-Est che per farci raccontare loro che cosa stanno facendo in questo mondo appunto, di questa formazione di ITS. Grazie anche da parte mia, buon pomeriggio a tutti. Grazie agli organizzatori per l'invito a questo importante seminario. Vediamo se in pochi minuti riesco a concretizzare il perché l'istituto finanziario insomma, è coerente in questo pomeriggio così importante. Credo che le banche possono dare un contributo importante al tema strategico del capitale umano di cui abbiamo affrontato oggi. In questo, con particolare focus, ha l'obiettivo appunto di recuperare i gap di competenze, tecniche digitali. Aggiungerei in qualche caso purtroppo anche finanziarie che penalizzano oggi le nostre imprese. E il tutto ovviamente anche per contribuire alla crescita degli ITS nel nostro territorio. Le banche hanno una grande responsabilità di contribuire a mantenere e migliorare la competitività delle imprese, clienti e dei territori in cui operiamo. Tutto questo ovviamente facendo il nostro mestiere, quindi di erogare il credito, che ovviamente è fondamentale, ma credo che anche sia importante stimolare e partecipare a iniziative di progettualità, di sviluppo del territorio, in piena collaborazione con tutti gli attori dell'ecosistema. Oggi mi sembra un bel esempio sotto questo aspetto. Sentiamo appieno questa responsabilità e noi in particolar modo come Unicredito da tempo guardiamo con grande attenzione al ruolo cruciale della formazione tecnica superiore e contribuiamo convintamente a promuovere il sistema ITS da tempi non sospetti. Faccio alcuni esempi appunto per essere concreto, e credo però significativi. Noi qualche anno fa, con Fondazione Nord-Est, abbiamo dato vita a un progetto che si chiamava Fab Lab Scuole, per incrementare la dotazione di stampani 3D presso molti ITS del Triveneto. Nel 2018 siamo stati tra i primi a sottoscrivere un accordo di collaborazione pluriennale con l'Associazione Nazionale della Rete Fondazione ITS Italia, e tutto questo per contribuire alla crescita del sistema ITS e al rafforzamento del rapporto tra gli stessi ITS e le imprese. Noi insomma, facciamo molte ore di formazione bancaria e finanziaria, ogni anno Unicredito eroga gratuitamente presso le scuole superiori attraverso il programma PCTO. Nel Triveneto quest'anno, chiaramente il fatto della pandemia ha favorito questo aspetto, abbiamo coinvolto 71 scuole con oltre 9.000 studenti, quindi mi aggancio anche all'aspetto di orientamento, perché poi dialogando oggi solo nel Triveneto con 9.000 studenti, insomma è una voce importante anche sotto questo aspetto. Molte di queste ore di formazione che abbiamo erogato sono state poi destinate agli ITS della nostra regione sui temi come la stesura di un business plan, l'analisi di bilancio, l'accesso al credito, l'internazionalizzazione. In particolar modo mi fa piacere ricordare gli ITS Cosmo, Red, Last e l'ITS Turismo Veneto, con cui da tempo collaboriamo anche sotto questo aspetto. Negli anni scorsi, quando ancora gli ITS non erano, diciamo così, sotto i riflettori, abbiamo realizzato attraverso il nostro partner, diffuso un rapporto tutto centrato sulla promozione presso le imprese e le famiglie del valore dell'offerta formativa degli ITS. Per ultimo segnalo che proprio 2 giorni fa abbiamo organizzato sempre in una logica di filiera un seminario con tutti
gli attori ITS lombardi e tutte le associazioni di categoria, con la prestigiosa presenza anche lì del Ministro Bianchi. Siamo pienamente consapevoli, infatti, del grande contributo che questi istituti possono fornire diciamo, per risolvere il problema dello skill mismatch. Ne è uscito oggi, ne abbiamo parlato ampiamente oggi pomeriggio, no? Particolarmente grave anche nel nostro territorio. Fenomeno che penalizza sia le aziende, che spesso non trovano i profili necessari, no? sia i giovani e le famiglie, che non sempre conoscono e apprezzano appunto le opportunità di lavoro che questi percorsi possono offrire. Lo abbiamo sentito, purtroppo oggi i numeri dicono che il Veneto è un esportatore netto di capitale umano qualificato. Però, insomma, il bicchiere è mezzo pieno, l'abbiamo sentito, oggi anche gli ITS vengono correttamente considerati nella programmazione governativa con il PNRR, che a breve appunto verrà approvato. È una questione importante, insomma, noi possiamo fare la nostra parte in questo grado, crediamo sia decisivo diciamo, un impegno complessivo ad estendere e rafforzare i progetti e soprattutto le piattaforme di collaborazione tra ITS e imprese. Per questo motivo, prima venivano citati alcuni esempi concreti, la nostra banca ha proprio recentemente, insomma, diciamo addirittura quest'anno, deciso di sostenere anche in qualità di socio, insomma, no? Quindi siamo entrati anche nel capitale, la piattaforma Upskill 4.0, che è uno spin-off dell'Università di Ca' Foscari, nato con l'obiettivo di promuovere, grazie alla forza digitale, la felice esperienza no, del progetto ITS 4.0, finanziato a suo tempo dal MIUR, e di questo progetto ringrazio il professor Stefano Micelli. La piattaforma, attualmente in fase di lancio, è aperta a tutti gli ITS, no? Ci sono già entrati molti ITS italiani, ma interessati, ma ovviamente è importante il contributo delle associazioni di categoria e delle varie fondazioni. Il modello Upskill 4.0 è tutto in linea del percorso realizzato da Confraternitato Veneto e da Ca' Foscari con il finanziamento della Regione, a cui ha fatto riferimento poco fa Katia Pizzocro, no, nel suo intervento, del progetto del quale anche noi come Unicredo siamo stati parte di questo progetto. Quindi l'obiettivo comune di queste iniziative e della piattaforma è quello di creare le condizioni affinché ITS e imprese possano sviluppare insieme nuove metodologie per la gestione dell'innovazione. È uscito molto questo termine oggi. No? Si tratta in definitiva di promuovere percorsi di innovazione che sono bottom-up, collaborativi e in qualche modo diciamo generativi. È per questo diciamo particolarmente adatti anche le micro e le piccole imprese, a cominciare proprio da quelle artigiane. Per questo dico Unicredo è ovviamente a disposizione col proprio network ed è per questo mi sembra appunto coerente essere presenti oggi a un seminario così importante come quello di oggi. Quindi ringrazio ancora per l'invito, ringrazio per l'attenzione, insomma, e come sempre siamo ovviamente a disposizione con tutti i nostri partner con cui da sempre collaboriamo. Grazie anche per quest'ultimo intervento. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti fin qui, anche perché hanno rispettato i tempi, è un ottimo segnale di collaborazione anche questo. E adesso entriamo nella fase finale di questo convegno di oggi pomeriggio. Insomma, abbiamo, mi sembra, veramente parlato di un po' di tutti sia i nodi, le opportunità, le varie sfaccettature di questo mondo e di questi percorsi che veramente nei prossimi mesi potrebbero diventare una grandissima opportunità. Adesso il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ci ha inviato un video che è molto di più che un video messaggio per spiegarci insomma, quali sono le intenzioni del governo in tema di sviluppo e di riforma degli ITS. Quindi se possiamo sentire e vedere questo intervento del Ministro Patrizio Bianchi. Ringrazio moltissimo l'Associazione Veneta per lo sviluppo sostenibile e la Confartigianato del Veneto per questa iniziativa dedicata agli ITS nell'impresa. Ringrazio tutti voi, ma permettetemi di ringraziare in particolare Elena Donazzan. Con Elena abbiamo fatto una lunghissima stagione di colleghi come assessori alla formazione delle nostre rispettive regioni e con Elena continuiamo a confrontarci costantemente proprio su questi temi, i temi non solo di come sviluppare un sistema educativo che abbia una fortissima matrice professionalizzante,
ma anche come questo sia fondamentale per lo sviluppo del Paese nel suo insieme. Quando parliamo di ITS, noi ricordiamo che 10 anni fa abbiamo cominciato a ragionare di ITS e 10 anni fa avevamo molto chiaro quello che abbiamo chiaro ancora oggi. Gli ITS servono per garantire al Paese, non solo alle imprese, e in particolare non solo alle grandi imprese, quella fascia intermedia di personale che poteva essere considerata a rischio da parte dei enormi processi di automazione e di trasformazione produttiva delle nostre imprese. Una lettura abbastanza frettolosa poteva dire: ma guardate, non c'è più bisogno, perché abbiamo la fascia alta, i dirigenti, che nelle nostre imprese coincidono molte volte anche proprio con i proprietari, e abbiamo in fondo delle funzioni talmente povere di contenuti che non hanno bisogno di formazione se non marginale. Tutto quello che era al centro veniva sostituito da macchine. In realtà abbiamo imparato, e lo stiamo imparando, che in realtà proprio questa fascia centrale dell'occupazione, cioè quella di tecnici che sanno gestire i processi di trasformazione produttiva, che sanno gestire i servizi necessari alla trasformazione produttiva, oggi sono straordinariamente importanti e sono il cuore anche dello sviluppo. Stiamo parlando di persone che non soltanto devono avere delle competenze, ma devono anche avere la capacità di gestire le competenze degli altri e quindi di gestire la complementarietà. Il fatto che io so fare una cosa, tu ne sai fare un'altra e quell'altro ne farà un'altra, ma insieme possiamo fare molto di più. Quindi non soltanto competenze strettamente tecniche, ma anche competenze relazionali, competenze di conoscenza dei luoghi di lavoro, competenza nel capire come delle produzioni che sono sempre più personalizzate e rivolte a obiettivi specifici possono essere effettivamente gestite avendo in mente produzioni ad alto valore aggiunto proprio perché rivolte a specifici bisogni. La trasformazione dei nostri sistemi produttivi ha bisogno di persone che abbiano queste capacità e fatemi dire, in particolare per quell'area come il Veneto, ma estendiamolo, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Friuli, cioè questa grande area del nord-est che in questi anni è riuscita a crescere nonostante la stagnazione generale del Paese proprio perché si è mossa verso un modello di produzione di qualità fortemente personalizzate ed esposte al commercio internazionale. Bene, allora gli ITS sono importanti non e non solo per le singole imprese, ma per consolidare un sistema di imprese nazionale che dopo questa pandemia deve dimostrare di essere in grado di trainare l'intero Paese verso livelli di crescita di fatto sconosciuti da tempo. In questo noi abbiamo le questioni che avete e che state trattando oggi. Il primo tema è cosa sono gli ITS. Gli ITS non sono un prolungamento della scuola superiore, non sono neanche un'alternativa all'università, sono una modalità educativa con una forte identità, con una forte precisazione, che ha il suo senso nel rapporto con l'impresa. Una parte del sistema deve essere di consolidamento delle conoscenze fondamentali, degli strumenti fondamentali dell'astrazione e della sperimentazione, e dall'altra parte però un luogo di formazione che è dato dall'impresa. L'impresa come luogo di formazione e di educazione. Le due cose messe assieme permettono di generare profili che se noi fossimo in grado anche di offrire loro un periodo di esperienza internazionale, potremmo diventare non tanto e non solo esposta per i bisogni di quella singola impresa, ma di tutte le filiere che da quell'impresa e in quell'impresa convergono e dipartono. Quindi bisogna dare più identità agli ITS, riconoscendo che sono una modalità educativa con una propria identità. Il Recovery Fund è uno strumento che noi possiamo utilizzare per permettere di fare quel salto che ci è necessario, ma è uno strumento, cioè è uno strumento di politica, non è la risposta, è lo strumento. La nostra risposta è ritrovare come Paese un indirizzo molto chiaro di sviluppo,
al cui interno i sistemi educativi, e in particolare questo, sono pilastri essenziali per uscire dalla stagnazione. Su questo, certo che dobbiamo incentivare gli studenti, ma lo incentiviamo soprattutto facendo conoscere meglio che cosa noi offriamo, dando una cornice nazionale che permetta ai ragazzi di cercare e di trovare le risposte ai loro bisogni. Ci vuole più orientamento, investiamo di più nell'orientamento e permettiamo ai ragazzi poi di fare esperienze anche connesse fra di loro. Dovremmo dare sicuramente un incentivo per assumere più studenti dagli ITS, ma il problema è aumentare il numero degli studenti degli ITS, perché oggi paradossalmente noi abbiamo che la quasi totalità dei ragazzi degli ITS lavorano e dobbiamo comunicare agli altri che andare all'ITS non è una sottospecie di scuola, ma è la scelta principale. Su questo certamente c'è un problema di rapporto con l'università. Con la ministra Messa stiamo studiando, le università stanno lavorando per fare corsi di laurea che abbiano un carattere di professionalizzazione, ma sono separati rispetto agli ITS. Gli ITS devono avere una loro identità. Certamente stiamo creando i ponti per eventualmente chi volesse, anche non subito, mettere a valore un'esperienza di ITS per poter poi, anche non subito, in futuro, proseguire con un percorso universitario. Ma fa parte di quel disegno più ampio, quello che vede che l'educazione è un fatto permanente, l'educazione è un pezzo di vita che deve permanere nel tempo e quindi bisogna mettere a valore tutte le attività che vengono fatte. Su questo io credo, e lo credo veramente, che noi dobbiamo imparare dal sistema tedesco, ma non dobbiamo essere schiavi dei modelli altrui. Stiamo cercando la nostra via e lo stiamo facendo coerentemente con il profilo dei nostri sistemi produttivi. E in questo il caso del Veneto è sicuramente un caso straordinariamente importante che noi stiamo studiando a livello nazionale e che deve essere messo più in evidenza a livello nazionale come non l'esempio da seguire, ma come quel pilastro intorno al quale collegare altri esempi. Ad esempio, poter fare dei gemellaggi fra le fondazioni del nord e le fondazioni del sud. Non c'è dubbio che il Covid ha colpito anche molti dei ragazzi che fanno l'ITS, però lasciamo alle fondazioni il modo per permettere a questi ragazzi di recuperare i laboratori, lasciamo alle nostre imprese il modo di recuperare i laboratori, ma facciamo di questo una straordinaria occasione per fare un salto. Il Recovery Fund serve per fare i salti straordinari e noi dobbiamo essere in condizione di farlo. Quindi non soltanto vi ringrazio Elena, ringrazio Gianna, ringrazio tutti voi per il lavoro che state facendo, ma vi chiedo di diffondere di più presso le vostre imprese, presso tutto il territorio, ma in tutto il Paese l'esperienza che state facendo. Abbiamo bisogno di casi, abbiamo bisogno di riferimenti, abbiamo bisogno di esperienze, abbiamo bisogno di costruire un quadro nazionale che sia articolato, radicato nei territori, ma che sia in grado di ricostruire quell'elemento di unità del Paese che oggi è la vera sfida che abbiamo di fronte. Grazie. Ecco, grazie al Ministro Bianchi per questo video che ha inviato al convegno. Insomma, ci ha detto insomma, il governo è impegnato per dare un'identità agli ITS, dall'altro incentivare gli studenti, dall'altro incentivare le imprese poi ad assumerli o insomma a far lavorare questi tecnici specializzati. In particolare questo giro questa domanda all'assessore alla formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan. Il Ministro Bianchi ha detto che il Veneto è un caso da seguire per gli ITS, addirittura propone gemellaggi, esperienze da condividere con altre regioni dove l'esperienza di ITS è stata meno importante in questi anni. Intanto è un piacere sentire il Ministro Bianchi parlare, finalmente un ministro con una visione. Io ho avuto veramente il piacere di lavorare fianco a fianco a lui quando entrambi con la delega all'istruzione, formazione e lavoro
io in Veneto e posso, diciamo, contare su una continuità, e credo che per certi aspetti questo sia anche molto utile quando si deve disegnare una strada, no? Quando si deve avere una prospettiva e devi avere anche quella, non solo quell'esperienza, quella competenza che anche in politica alle volte ha segnato il passo, segna il passo grandemente, lo vediamo nei tanti errori. Ecco, in Bianchi questo vuoto non c'è. È stato assessore 10 anni in Regione Emilia-Romagna. Come ha ben detto lui, quando tante volte ci siamo trovati a parlare di un grande nord-est, e ormai è studiato esattamente così. Una volta si pensava e si parlava di Veneto, Friuli Venezia Giulia e le 2 province autonome, con Bolzano sempre ovviamente un po' per conto suo, ma con questa continuità certamente da più tempo l'Emilia Romagna è esattamente parte di questo ragionamento. E con lui proprio sugli ITS ci siamo in tante occasioni trovati a ragionare perché rispondiamo alle esigenze di un'economia che sta cambiando, ma quando tu ascolti il territorio, quando tu ascolti le imprese, quando il rapporto è a stretto contatto con il mondo del lavoro, poi le domande, non solo quella che lei così ha posto a me, ma le domande plurali che vengono poste dagli operatori, dalle associazioni di categoria, dal mondo sindacale, sono molto precise e permettono alla politica, se non vuole scantonare, scusate così il termine gergale, di essere rispondente. Ecco, avere il ministro Bianchi oggi, in questo momento delicato per l'Italia, su questi temi mi conforta moltissimo, perché non solo l'avete ascoltato, quindi non devo dire qualcosa in più sulle sue competenze, sulla sua capacità, ma è un uomo di grande onestà intellettuale e di grande lucidità. Quindi io lo vedo con grande conforto e una bella soddisfazione. Mi fa piacere che abbia parlato di Cosa Veneto, mi è piaciuto quando ha detto, adesso l'ho ascoltato con attenzione, ho preso appunti, il pilastro a cui collegare altre esperienze, proprio perché l'Italia è così diversificata. La taglia unica non funziona, non ha mai funzionato. In Veneto ce lo diciamo da tempo. È il caso che questo dirlo non sembri sempre una sorta di provocazione o anche sia letto come un'arroganza, ma noi dobbiamo dire che l'Italia è molto diversificata. Per poter essere efficienti, le politiche pubbliche devono avere un quadro di riferimento nazionale, in particolare su alcune cose, ma poi bisogna lasciare libertà, vorrei dire insomma, un po' più di autonomia ai territori. Il nostro di sicuro ha saputo in punto di ITS, cioè costruendo questa offerta di alta formazione, fin da subito avere le idee chiare. Io con questa premessa non ho dimenticato e non voglio dimenticare di ringraziare Confartigianato, perché tra il primissimo incontro che ho fatto con il presidente Boschetto nel suo insediamento, accompagnato dai suoi dirigenti, proprio sugli ITS lui ha voluto soffermarsi e io ho apprezzato molto questo tipo di scelta, perché la nostra capacità di leggere il territorio deve essere anche legata come questo tipo di offerta di alta formazione specialistica debba avere tutta la filiera di produzione al suo interno. E se è vero che il merito di avere creduto, no, molti anni fa, prima ho sentito anche Gianluca Vigna, io mi scuso ma sono saltata di qua e di là su 2 piattaforme, perché nello stesso momento al Ministero dello Sviluppo Economico ho l'avvertenza, forse quella a cui tengo di più, mi perdoneranno gli altri, ma il sindacato lo sa, che è quella di ACC. È stata una riunione che è finita ora, però insomma saltavo di qua e di là tentando di sentire però con grande interesse questo convegno. Non ho perso nessun intervento, quindi cercherò veramente di esprimere in breve tempo qual è la prospettiva che dovremmo avere. Vigne si ricordava che il 2008, lui era presidente dei giovani della Confindustria, si muovevano i primi passi degli ITS. La Confindustria è stata tra i primi a crederci e ancora ci crede,
ma noi abbiamo bisogno che il mondo dell'artigianato ci creda altrettanto, e appunto con il presidente Boschetto questa cosa l'abbiamo detta da subito. Peraltro il vostro direttore regionale, a margine di quell'incontro, ha anche voluto fare il punto, no? Come dire, riprendiamo da qui perché dobbiamo caratterizzare questo nostro percorso, il mio di una nuova legislatura, ancorché vecchia, del gruppo, in un momento così delicato, Covid, che ha cambiato il paradigma del mondo, perché molte cose sono tutte da ripensare, compresa una filiera corta, compresa il rientro di parte di produzioni che sono fondamentali sul tavolo di ACC, di questo si sta parlando, di come poter riallacciare i legami con il resto del mondo che guarda noi sempre con grande attenzione, perché su alcuni settori, penso al turismo, noi dobbiamo ripensare anche che tipo di offerta, ma per fare questo abbiamo bisogno di quello che Bianchi ha definito esattamente, quelle figure centrali che non sono sostituibili e che oggi diventano una cerniera di grande innovazione, che però deve trovare il suo ruolo anche e diciamo, le sue caratteristiche formative. Allora, la storia degli ITS del Veneto è una storia che oggi dà risultati straordinari, ma anche nel mio mandato ho detto a Boschetto dobbiamo darci dei nuovi stimoli. Io vorrei il raddoppio dei corsi ITS, non il raddoppio delle fondazioni. Le fondazioni abbiamo deciso fin da subito, e con questo anche d'intesa con il Ministero, che dovessero essere quelle delle aree tecnologiche, che ci dovessero essere tutte le aree tecnologiche coperte, e noi le abbiamo, salvo l'ultima costituenda, ma il professor Dughiero è già molto ingaggiato in questo, che è quella delle comunicazioni, dell'ICT, quindi le comunicazioni tecnologiche e dell'innovazione, ma le fondazioni devono fungere da grande gruppo di relazioni, di guida, di coordinamento, mentre vanno raddoppiati i corsi, perché la forza degli ITS è proprio quella di essere molto flessibile nell'offerta, e quindi ogni anno nel biennio si possono aggiustare le richieste, si possono costruire corsi e percorsi diversi, innovativi, rispondenti alle esigenze specifiche di quelle aziende, di quell'azienda, di quel gruppo di aziende. Il secondo punto è quello che oggi sempre di più le competenze vanno ibridate. È un termine anche a me non piace moltissimo, però da tempo, cioè da quando abbiamo anche istituito l'osservatorio delle nuove professioni e quindi dei lavori ibridi, li avevamo già chiamati così 4 anni fa, presso l'Università di Padova col professor Gubitta, ci eravamo molto interrogati, e la figura più, diciamo, l'esempio più facile da comprendere era: oggi un artigiano che fa lavorazioni artistiche del legno deve sapere di digitalizzazione, di marketing, di comunicazione, di logistica, perché oggi parla nel mondo, perché la sua opera può arrivare ovunque attraverso le reti, che sono banalmente questa che oggi mi ha permesso di essere, senza essere Santa Caterina, essere in 2 posti nello stesso momento. E quindi noi già avevamo ragionato di questo 4 anni fa, con il ragionamento di come riuscire a raccogliere, no? i bisogni formativi delle nostre imprese. E quindi, dopo che riteniamo che le fondazioni vadano potenziate, e l'appello che vi siete fatti, ci siamo fatti, è quello di coinvolgere il maggior numero di imprese possibile. In una conversazione bella tosta con Mario Dalla Vecchia, a cui non fa difetto la sincerità, lo dico così, e richiamata al fatto che io fossi troppo spinta verso la Confindustria, ve lo dico a Vigna e lo faccio ridere, io ho detto assolutamente Nerio, no, non è vero, io credo che invece il ruolo della Confartigianato, e oggi si dimostra, sia proprio quello di avere la visione, di comprendere che i bisogni delle vostre imprese, che stanno crescendo proprio come posizionamento, a me non interessa la grandezza dell'impresa, credo che a tutti noi interessa il posizionamento dentro una filiera oggi molto complessa, sia quello di avere, e voi ci siete già di fatto, però molte, come associazione di categoria ci siete,
di sicuro, ma molte più imprese. Allora, se ognuno deve avere il proprio ruolo, e poi arrivo anche a quello del sindacato, di cui ho apprezzato ovviamente gli interventi, ma conosco entrambi i segretari e so quali sono le loro, anche la loro capacità di ragionare sul mondo del lavoro che cambiano. Il sindacato Veneto non è un sindacato da resistenza, permettete, lo dico sottovoce visto che siamo vicino al 25 aprile, ma è un sindacato invece di grande promozione, di grande voglia di guidare il cambiamento, no? Non solamente di subirlo. Allora, dicevo, abbiamo bisogno di diffondere l'informazione di quanto questi ITS siano esattamente rispondenti alle esigenze dell'impresa. Quante volte, voi sapete che io sono una che gira abbastanza per le imprese, quante volte mi sento dire ho bisogno di questo e la scuola non me lo dà, ho bisogno di questo e l'università non me lo dà, me li preparano per fare una cosa e ho bisogno di un'altra. Allora, l'ITS è esattamente la risposta a tutto questo, è una risposta costruita per essere molto flessibile, molto adattabile alle richieste, molto spinta dentro le imprese. Ricordiamoci che il 40% delle ore va fatto in impresa, ricordiamoci che il 25% si fa tra laboratorio e ricerca, non esiste un altro percorso di questo genere qua. E anche quando si dice, e credo che l'abbia detto, non ricordo se era Fosco o Cristian Ferrari, ma che va enfatizzato il tema del duale. Io credo che sia esattamente questa la risposta. Con duale però, lo dico sorridendo perché sarà un argomento delle prossime ore, poi si deve anche comprendere che quando si tratta di duale anche il governo deve rispondere esattamente con coerenza. Non sto parlando ovviamente del ministro Bianchi. Perché se noi vogliamo che l'alternanza scuola-lavoro sia, al di là, no, del progetto delle scuole superiori, ma sia un metodo che noi spingiamo molto di più e che poi possa portare le aziende a credere che il contratto principe, come si diceva, come hanno detto sia i due segretari generali, il contratto dell'apprendistato sia il contratto principe per entrare nel mondo del lavoro per i giovani, perché questo dovrebbe essere, e quindi con un apprendistato di terzo livello che fino ad oggi, pur essendo nell'ordinamento, è stato debolissimo. I numeri in Veneto sono bassissimi e potrebbe riguardare l'università, potrebbe riguardare l'ITS, cioè il conseguimento di un titolo, no, di formazione terziaria nelle imprese. Ma no, le nostre imprese devono saperlo e spesso non lo sanno, ma non è colpa loro. E devono anche essere consapevoli che questo non è una forzatura, ma è una grande opportunità. Dicevo sulla discussione che ho avuto con Nerio, sono le imprese poi che stanno dentro le fondazioni e stanno dentro la costruzione dei percorsi. Per quello dell'associazione di categoria, in questo caso è fondamentale, è quello di far crescere culturalmente una mentalità, una conoscenza e anche una convinzione. Allora, noi oggi abbiamo in Veneto 55 corsi finanziati nel 2020. Nel 2019 erano 46 e siamo partiti con 18. Quindi la crescita è stata così. Obiettivo del mio mandato, come vi ho detto, è il raddoppio dei corsi. Sono molto certa che il ministro Bianchi darà seguito con coerenza alle cose che ha detto qui, ma che ha detto in diverse occasioni anche per quanto riguarda il piano nazionale di ripartenza, perché questo è veramente un ottimo modo per far crescere le imprese. Anche nella sua testimonianza Nerio Dalla Vecchia ha detto come la sua azienda, avendo un ragazzo giovane entrato, poi per osmosi, per contaminazione abbia deciso di investire in formazione, perché anche gli altri lavoratori trovano stimolo ad avere una giovane così formato, con queste competenze trasversali, con questa contaminazione, con questa ibridazione per poi crescere in continuità. Allora la cosa che, per la quale noi dobbiamo diciamo guardare con alcuni problemi che restano sul tavolo sono: il primo, quello di una reputazione, no? Ci abbiamo detto. Voi avete, come diciamo, ciascuno di noi ha dei ruoli nell'azienda, nella Confartigianato ci sarà il ruolo di riuscire a far conoscere di più le proprie imprese, nel sindacato
il ruolo di farlo in termini di sensibilizzazione dei lavoratori e quindi delle famiglie, però sapete chi è il convitato di pietra? Sono le scuole. Chi aiuta nell'orientamento principalmente sono gli insegnanti che ti accompagnano per 5 anni in un percorso di istruzione secondaria di secondo grado. E quando in uno dei protocolli che abbiamo siglato, perché in Veneto siamo anche bravi a siglarli tutti insieme i protocolli, e non è sempre così nelle altre regioni, quando vi ricorderete abbiamo spinto molto sull'alternanza scuola-lavoro nel momento in cui il governo era il primo governo Conte, aveva cambiato per una, secondo me, sciocca posizione ideologica l'alternanza scuola-lavoro in PTCO, riducendo anche le ore. In Veneto abbiamo fatto una cosa diversa, tutti i sindacati, datoriali, tutto il mondo invece convintamente ha detto no, noi vogliamo una alternanza scuola-lavoro rafforzata, non ridotta, e avevamo anche previsto di avere l'alternanza scuola-lavoro per i docenti. Ebbene, 95.068 docenti in tutto il Veneto, 35 hanno aderito a questo protocollo. Mi par pochetto. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo sensibilizzarli di più, dobbiamo accompagnarli di più dentro le nostre aziende. Noi sappiamo perfettamente che dentro le scuole c'è l'insegnante attento al contesto, al territorio e magari più sensibile, che viene con noi a costruire il percorso dell'alternanza scuola-lavoro. Ma se quegli insegnanti non sono convinti che l'ITS sia una cosa molto buona e molto giusta, non lo suggerirà. Accanto alle famiglie, però vi dico un'altra cosa, anche se i nostri percorsi danno il 90% a un anno, 90% di media a un anno dal conseguimento del titolo sono occupati coerentemente, cioè quel percorso che hanno fatto è anche quello che va ad occupare le persone. Beh, non serve oggi dire che non serve oggi dire che danno occupabilità. Ora, magari nel 2019 era più, le famiglie interessava meno, spero che questa volta si rendano conto che il mondo sta cambiando e che c'è oggettivamente un problema anche di lavoro. Però anche quel messaggio lì non era sufficiente. Il dottor Menin, adesso mi ha appena scritto, il dottor Menin è il nostro deus ex machina degli ITS, mi ha scritto l'anno scorso, nonostante il nostro sforzo finanziario, 4 corsi non sono partiti, sono mancati gli iscritti. Allora famiglie e insegnanti devono essere ingaggiati insieme alle imprese evidentemente, e ognuno di noi deve dare questo tipo di messaggio nei luoghi e dove si può. Sono molto convinta, e chiudo, del tema dell'identità che il ministro Bianchi ha posto. L'identità di questi percorsi potrebbe essere quello che ci aiuta anche nella reputazione. Ci aiuta nella reputazione perché i risultati ci sono tutti. Abbiamo percorsi che hanno veramente contenuti formativi eccezionali. Le migliori imprese in Veneto si rapportano con l'ITS. Non sto a elencarvi i successi, guardate che nei sistemi di valutazione nazionali i nostri ITS sono primi di categoria, cioè hanno fatto ovviamente le categorie per aree tecnologiche, il turismo, l'AST, quindi quello sulla logistica, la meccatronica, non voglio dimenticarne, no? La moda, sono primi nella loro categoria. Addirittura quello della bioedilizia, dell'edilizia di costruzione energetica ha fatto primo e secondo posto nazionale, e dentro i primi 10 il Veneto ne ha sempre 4, mai andati sotto i 3, le altre regioni ne hanno 1. Ecco perché Bianchi parla anche, ed è bellissimo che lo abbia detto, di un caso Veneto. Quindi i risultati ci sono in termini di qualità di aziende, i nomi delle aziende che aderiscono agli ITS sono meravigliosi, facciamo cose innovative. Prima Refosco ha citato l'ultimo che faremo nascere, tra gli ultimi, perché sta nascendo anche quello sul turismo termale ad Abano, nasce quello del manager sulla sostenibilità nella moda. Nel 2020 c'è stato il premio formazione europeo e l'abbiamo vinto noi, l'ha vinto il Veneto con il Green Leather Manager, che è il manager della lavorazione della pelle del settore della concia. Quindi i nostri risultati, le nostre qualità sono strepitosi.
come lo comunichiamo, come facciamo un migliore orientamento. Abbiamo investito in molte cose. Io sono convinta che sulle scuole superiori si debba fare di più, e questo lo compete principalmente alla regione e all'ufficio scolastico regionale, e che insieme, ciascuno nei nostri ruoli, con i nostri soggetti di riferimento, dovremmo riuscire a farlo per sensibilizzare più ancora le imprese e ancora di più le famiglie. Io voglio veramente ringraziare la Confartigianato e anche l'amico Giorgio Santini, che mi aveva subito chiamata a partecipare a questo incontro. Possiamo veramente anche trattare di questi diversi corsi, perché oggi abbiamo fatto un ragionamento complessivo, no? Dove vogliamo andare? Vogliamo andare al potenziamento degli ITS. Come vogliamo farlo? Lo vogliamo fare insieme. L'orizzonte è quello di una peculiarità molto veneta, ma di una rete nazionale. Io apprezzo molto, per esempio, il lavoro che si sta facendo e che sta facendo Confindustria e Bastianello sul sistema moda nazionale, ma ancora più apprezzo, no, le esigenze che arrivano dal territorio. A Valdagno la settimana scorsa siamo andati dentro la Marzotto, ma c'era la Confartigianato con Stenta e con Paolo, e dall'altra parte, e con Luca, scusate, e dall'altra parte c'era il mondo della Confindustria. Noi dobbiamo assolutamente essere convinti che questo tipo di percorso possa essere uno spazio futuro, che però insomma già oggi ha delle basi solidissime. Ultimo ragionamento lo faccio sull'università, neanche un ragionamento, è uno spot. Sì, Assessore, poi la invito un po' a chiudere perché siamo al limite, è molto interessante. Ho chiuso perché i protocolli con le università si stanno siglando, e questo è un modo per dire, anche in termini di reputazione, che i crediti che verranno riconosciuti daranno anche una prospettiva per questi giovani. Grazie tantissimo Assessore, ci ha fatto questo excursus completo e molto interessante sulle opportunità, su quello che già c'è e quello che potrebbe esserci da qui a poco. Do adesso la parola per l'ultimo intervento di chiusura a Francesca Pugliesi, che è il capo della segreteria del ministro Bianchi, ma lei stessa è una grande esperta sia di scuola che di formazione, quindi ecco, per insomma tirare le fila di tutto questo che ci siamo detti in queste 2 ore di questo convegno sulla prospettiva per il futuro della riforma dell'ITS. Bene, grazie davvero di cuore per questo invito. Ringrazio Giorgio Santini, la Confartigianato, l'assessore Donazzan. Come avete sentito dalle parole del Ministro, noi abbiamo un compito grande da assolvere insieme alle regioni, ovviamente, di utilizzare al meglio e in modo anche molto rapido le risorse che sono dedicate al consolidamento della rete degli ITS in tutto il paese. Si tratta di 1,5 miliardi che vanno messi a terra attraverso una riforma che deve consolidare il buon modello già esistente in molte regioni, tra cui appunto, come diceva anche il Ministro, il Veneto. La transizione tecnologica ed ecologica che sono i 2 pilastri poi anche dell'intero Next Generation EU, quindi ci deve vedere innanzitutto impegnati nel confermare quello che è un buon modello che dà oggi un altissimo tasso di occupabilità al primo anno dei ragazzi e delle ragazze che frequentano i corsi ITS, quindi senza stravolgerne il modello, quindi presenza solida delle imprese all'interno delle fondazioni, presenza di non solo tutor aziendali, ma proprio personale che insegna, che viene da una solida esperienza di lavoro, ma dobbiamo innanzitutto rendere, proprio per fare la cosa che diceva anche l'assessore Donazzan, raddoppiare il numero di iscritti. Questo è l'obiettivo che è contenuto nel PNRR. Dobbiamo come dire, moltiplicare i corsi, ma non il numero di fondazioni, e quindi anche il crescente interesse da parte di grandi
aziende, anche di aziende di Stato, a utilizzare il percorso degli ITS e il modello proprio laboratoriale degli ITS va convogliato verso quelle fondazioni sane che già sono presenti nel paese. Quindi vogliamo innanzitutto mettere in norma primaria tutto ciò che oggi è regolamentato soltanto attraverso un DPCM e rendere soprattutto riconoscibile per i ragazzi e le ragazze, per le loro famiglie, questo titolo che è pienamente un titolo di istruzione terziaria professionalizzante, migliorando come dire, e rendendo moderna anche tutta la filiera professionalizzante, ma sappiamo che oggi gli ITS sono già attrattivi di un gran numero di studenti anche che provengono dai licei, quindi non farlo diventare l'unico sbocco per i ragazzi che seguono istituti tecnici e professionali o i percorsi della IFP, ma appunto delle vere e proprie fucine di quelle figure tecniche di cui hanno un gran bisogno sia le piccole e medie imprese che le grandi imprese. E quindi la cosa che io voglio semplicemente raccontarvi il grande lavoro che stiamo facendo al Ministero, ascoltando innanzitutto, e quindi arriverà anche il turno di Confartigianato, tutte le organizzazioni di categoria e le organizzazioni datoriali per chiarire insieme anche quei profili di uscita, non solo le competenze trasversali che servono, proprio come raccontava l'assessore Donazzan, perché oggi anche se lavori in una piccola azienda artigiana devi sapere che cos'è l'e-commerce, devi saper maneggiare una stampante 3D, ma proprio per creare quelle professionalità tecniche che mancano anche al tessuto delle piccole e medie imprese. Stiamo chiarendo ripeto, tutti i profili in uscita, perché ci sarà un'accelerazione proprio dovuta ai grandi investimenti presenti nel PNR, nelle tecnologie in tutti i settori. Pensiamo al grande investimento previsto, per esempio, nella salute per la presa in carico dei grandi anziani o delle malati cronici. Il Covid ci ha insegnato che in alcune regioni aver cancellato la rete territoriale dei servizi sanitari è stato un grande errore. Le tecnologie possono aiutare e spingere verso una presa in carico domiciliare di queste persone, ma questo significa che appunto avremo bisogno di persone adeguatamente formate per banalmente la manutenzione di questi macchinari, per la presa in carico. E per esempio studiando la rete delle 107 fondazioni esistenti, abbiamo visto che sono molto pochi dimensionati rispetto ai bisogni del futuro gli ITS che si occupano di tecnologie per la vita, ma ancora sulla mobilità sostenibile c'è un importante ITS proprio in Veneto, a Verona, quindi il tema della mobilità sostenibile e delle infrastrutture. Insomma, c'è davvero un grande lavoro da fare. Per rendere riconoscibili gli ITS bisogna che questi ITS siano dotati anche di sedi autonome. Troppo spesso oggi le fondazioni sono all'interno di istituti tecnici di scuola secondaria di secondo grado, che non li rende abbastanza riconoscibili come
istituto di formazione terziaria e quindi anche nella infrastrutturazione non solo degli edifici ma anche dei laboratori andranno investite le risorse del PNR, e noi vorremmo dotare questo titolo, che deve essere un titolo nazionale, ripeto, per questo il Ministro parlava anche dell'importanza delle reti verticali di settore, reti territoriali, ma anche di gemellaggi per lo scambio di buone pratiche, non solo all'interno dei settori in ambito nazionale, ma anche vogliamo dotare questo titolo di studio innanzitutto di un sistema di diritto allo studio. Sappiamo quanto anche al Veneto e alla Confartigianato del Veneto stia a cuore questo tema. È importante dotare anche questi ragazzi e ragazze che frequentano questi corsi di un sistema riconosciuto di diritto allo studio, e allo stesso tempo anche spingere sull'internazionalizzazione, facendo anche gemellaggi quindi con esperienze di altri paesi. Quindi ecco, è una solida realtà, ha usato ottime parole l'assessore poco fa, gli ITS sono una solida realtà ma che noi vogliamo ulteriormente sviluppare, innanzitutto perché lo sappiamo, abbiamo bisogno di innalzare il numero di diplomati e laureati, cioè il numero di ragazzi che conseguono un titolo di istruzione terziaria. Vogliamo lavorare insieme all'università, e la parte più complessa, devo dire, lo sa bene anche l'assessore, per delle passerelle per chi volesse poi conseguire una laurea triennale. Non nascondo la difficoltà nel far riconoscere l'importanza della formazione on the job che fanno questi ragazzi e ragazze, e bisogna fare anche grande attenzione a non come dire andare come purtroppo vedo invece fare andare verso lauree professionalizzanti che rischiano negli stessi settori in cui sono già impegnati gli ITS, rischiando di generare ulteriore confusione nell'orientamento dei ragazzi e delle ragazze. Ecco, quindi devo dire che ciò che avvertiamo dal Ministero è un enorme interesse, non solo spinto ovviamente dall'arrivo delle risorse della Commissione europea, ma un reale interesse da parte delle aziende che preferiscono, piuttosto che prendere e selezionare curricula indistinti per poi doverli formare all'interno dell'azienda, investire insieme alle istituzioni per aiutare ragazzi e ragazze a trovare la strada per la propria vita, investendo appunto in questi segmenti di istruzione. Quindi ecco, sarà un lavoro peraltro che termineremo penso entro l'estate con un provvedimento che ovviamente andrà condiviso innanzitutto con le categorie e con le regioni. Grazie anche a Francesca Puglisi per insomma, quindi questo finale insomma, di prospettiva su quello che saranno i prossimi passi per arrivare a un sistema di ITS, io direi anche insomma, completamente diverso e con molte più opportunità per piccole, medie e grandi imprese, e soprattutto anche per i giovani. Vi ricordo che tutti gli interventi, il video e anche le slides che abbiamo visto all'inizio sono disponibili sia sul sito della Confcommercio Veneto sia sui canali YouTube e Facebook. Vi ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e vi do appuntamento però a questo punto a una seconda puntata, perché mi sembra che dovremo poi riaggiornarci per vedere di tutto quello che abbiamo parlato oggi, che cosa si farà e come lo si farà senza aspettare troppo tempo. Grazie a tutti e buona serata.